a nome dei soci volontari di Banca Etica, che noi chiamiamo il GIT di Banca Etica, acronimo di Gruppo di Iniziative Territoriali, vi diamo il benvenuto. I soci di Banca Etica sono anche dei volontari, hanno un loro compito che è quello di diffondere i valori della banca, i valori della finanza etica, che sono quelli anche del conoscere il territorio, conoscere le realtà positive, ma anche gli aspetti negativi che ci sono intorno a noi. Quindi anche un ruolo di svegliare un po' le coscienze se osserviamo che qualcosa intorno a noi non è come dovrebbe essere, e siamo noi un po' le sentinelle del territorio, che è un po' lo spirito di questo incontro, come fra un po' sarà chiaro. Oltre alle iniziative di sensibilizzazione sulle cose buone e le cose cattive, poi ovviamente ce ne sono questi incontri come altri. Infatti vi invito anche già, se vi piace conoscere un po' il mondo di Banca Etica, il prossimo incontro è proprio domani, presso una realtà socia, il Circolo Nadir, che è in piazzetta Gasparotto. Giovedì. Giovedì, oggi che giorno è? Martedì. Siete molto più attenti di me. Perfetto, un pubblico attento è un ottimo inizio. Quindi è dopodomani, giovedì 29, al Circolo Nadir, si parlerà di finanza etica, e che cosa può fare il vostro risparmio, o che cosa magari voi disattenti non sapete fanno le banche o chi ha in gestione il vostro risparmio, il vostro conto corrente attivo, per voi attivo ma è raccolta per la banca, qualsiasi banca essa sia, e da qualche parte lo impiega. Magari vorreste sapere che non va a finanziare attività che non vi piacciono, o magari vi piacerebbe invece finanziare attività positive per l'ambiente, la società e i diritti umani. Ecco, questo avvicinarsi alla finanza etica lo potrete ascoltare, interagire, dialogare dopodomani al Circolo Nadir. Se invece vi piace il filone, conoscere il territorio, il legame con l'agricoltura biologica sostenibile, c'è un altro incontro che può fare per voi, che è andare mercoledì 4 aprile, quindi anche un po' per smaltire la buffata che avrete nelle vacanze, quindi dopo il Natale c'è anche la Pasqua. Si tratta di andare a conoscere le nostre realtà associative, quindi membri soci della banca, che sono non solo persone fisiche ma cooperative, aziende che appunto possono rendere un po' migliore la nostra società, e così li andate a conoscere, perché uno degli aspetti, e qui si legano i due eventi caratterizzanti la finanza etica, è conoscere esattamente dove vanno gli impieghi della banca. Potreste mai sapere dove vanno gli impieghi di una qualsiasi altra banca che non sia una banca etica? Probabilmente no. Invece conoscere dove vanno i soldi, dove impiegano il vostro risparmio le banche etiche in generale, è uno dei valori fondanti previsti adesso anche per legge per definire una banca etica, perché finalmente c'è una legge che dice o rispetti questi principi o sei una qualsiasi banca. Banca etica rispetta per legge questo principio sacrosanto che è la trasparenza. Mi taccio perché io, come gruppo iniziativa territoriale, è il nostro compito quindi diffondere un po' di cultura. Oggi diffonderemo una cultura grazie agli amici di Banca Etica, è una realtà associativa che ci racconterà Alice. L'Osteria Volante. Ma hai già bevuto rum? L'ho assaggiato, e il rum poi ci spiegherà perché ci sarà rum e formaggio fra un po'. Alice. L'Osteria Volante è ormai stabilmente ospite in questi uffici, in queste sedi di Banca Etica, e quindi con piacere diamo la parola ad Alice, due parole, che ci spieghi cos'è l'Osteria Volante, perché fra un po' lì si sta allestendo un banchetto di rum e formaggio. Va bene, quindi... Là, se no non ti prendi. Ah sì. Va bene, quindi vi do il benvenuto a nome della nostra associazione, l'Osteria Volante. Per chiunque non ci conoscesse, siamo un'associazione nata qualche anno fa qui a Padova, e siamo fortunatamente finanziati tutti gli anni per il momento dall'Università di Padova sui fondi ex 1000 lire per le iniziative culturali, quindi ringraziamo l'Università di Padova. E l'incontro di questa sera è un incontro che abbiamo organizzato nell'ambito di un festival che appunto è arrivato alla sua terza edizione, il Festival dell'Osteria Volante sulla criminalità organizzata. Ma solitamente le nostre attività che facciamo durante l'anno sono degli incontri più o meno a cadenza mensile, e ci occupiamo di solito di temi economici, ambientali, sociali, e spesso, come sappiamo, le cose sono molto ben collegate tra di loro. Perché ci chiamiamo così? Il nostro nome prende origine da una novella di Chesterton
ambientate in un'Inghilterra distopica dove l'uso di alcol è proibito, e la storia a un certo punto narra di due osti che scappano con la loro insegna e hanno con sé solo una bottiglia di rum e una forma di formaggio, e così facendo riescono a scappare e trovano ospitalità presso varie situazioni, presso varie persone, e raccontano esperienze, discutono di varie situazioni, e così facendo noi anche in questi anni siamo stati itineranti in diversi luoghi della città di Padova. Abbiamo incominciato proprio nelle osterie, offrendo rum e formaggio come loro in cambio di dibattiti, invitando illustri ospiti e insomma di vario genere, e quindi niente, questa è la nostra tradizione, quindi offriremo rum e formaggio proprio per questo, tra l'altro per anche come dire, creare una situazione informale, quindi siete caldamente invitati poi a intervenire, a fare domande e niente. E quindi vi ringrazio. Ora 2 paroline per la Marzia, giusto che vi introduce la serata e il tema. Grazie. Ciao a tutti, questa serata si pone come serata di chiusura del festival appunto che menzionava Alice, dedicato alle mafie, il festival sull'Italia che non va mai in crisi, appunto le mafie. Si pone come evento di chiusura non a caso, perché abbiamo iniziato parlando con Attilio Bolzoni, Pierluigi Granata e Francesco Trotta dell'evoluzione un po' delle mafie negli ultimi anni, dalle stragi in poi, e della differenza appunto tra mafia al sud e mafia al nord. Poi ci siamo focalizzati un po' sulla le interferenze tra mafia e politica, cercando di indagare un po' con un documentario appunto le interferenze tra la mafia del sud, tra la mafia siciliana e Berlusconi, con un documentario Berluscone appunto, e poi invece ci siamo concentrati sulla realtà un po' più vicina a noi, quella appunto del Veneto, parlando di quella che era la Mala del Brenta, poi trasformatasi in Mafia del Brenta perché è stata proprio riconosciuta come un'organizzazione criminale, e lì abbiamo approfondito grazie allo spettacolo teatrale Malabrenta, e andando proprio con le nostre gambe a visitare sabato scorso il bene confiscato appunto a Felice Maniero presso Campolongo Maggiore. E quindi si pone come appunto serata di chiusura, perché questa sera invece vorremmo capire proprio oggi, al giorno d'oggi, come si manifesta la mafia qui da noi nel nord-est, ma in Veneto in particolare, e perché richiamando un po' anche quello che c'era stato trasmesso da Attilio Bolzoni durante la serata in cui l'abbiamo ospitato, la mafia tende a avvicinarsi dove ci sono soldi, e al sud i soldi scarseggiano. E quindi vorremmo cercare di approfondire con i relatori di questa sera, che sono Ugo Di Nello, giornalista di Venezia, che appunto lavora per la Nuova di Venezia e Mestre, e Gianni Belloni, giornalista anche egli del Mattino e anche attivista in Lega Ambiente, e Simone Grillo di Banca Etica, sei responsabile della... No, sei responsabile no, collaboratore del servizio strategico. Perfetto. Quindi appunto cercheremo con loro un po' di approfondire questo tema, capire in che forme si manifesta la mafia appunto qui da noi. E vi auguriamo una buona serata, e lascio la parola a Simone per un'introduzione appunto della serata. Grazie. Perfetto, grazie. Buonasera a tutti anche appunto da parte mia, e grazie per essere qui, e grazie a nome di Banca Etica, insomma, per l'opportunità di questo incontro molto interessante, che immagino sicuramente affronta un tema per noi molto, molto importante. Veniva già anticipato in alcuni elementi all'inizio della serata, quindi io ho la voce abbastanza alta, però, insomma va bene. Io farò una presentazione relativa a Banca Etica, perché insomma ci tenevamo e siamo contenti di ospitare questo intervento, perché come Banca Etica questo tema è importante per noi. Io faccio questa breve presentazione più che altro rivolta anche a chi magari non ha avuto modo di conoscerci e magari di non conoscere la banca. La Banca Etica è nata l'8 marzo 1999
ed è il risultato di un procedimento che oggi, di un processo che oggi chiameremo di crowdfunding, nel senso che è il risultato di un microfinanziamento, di una contribuzione che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini che desiderosi di appunto impostare un'idea diversa di finanza, attenta anche e soprattutto a temi come quelli della legalità, ha deciso di contribuire al finanziamento di un istituto di credito che appunto si basasse su criteri che fossero appunto etici, e per noi sicuramente questo significa, come prima veniva ricordato, sicuramente il tema della trasparenza, perché naturalmente essere una realtà di finanza etica non significa naturalmente dirselo o scriverlo, diciamo, sulla propria insegna, ma significa per esempio dire dove vanno i soldi dei risparmiatori. Banca Etica è l'unica banca in Italia che permette sul proprio sito internet a qualunque cittadino di poter vedere dove vengono impiegati i soldi dei risparmiatori, per regione, per tipo di attività, e questo è un elemento importante che serve appunto a capire che tipo di economia vogliamo fare, che è quell'economia che prima della nascita di Banca Etica aveva una certa difficoltà a ottenere credito, perché parliamo soprattutto di realtà della cooperazione sociale, di realtà di tutela dell'ambiente, di realtà dell'associazionismo, di realtà della cooperazione allo sviluppo, realtà appunto con un forte valore sociale, con un forte valore culturale, ma che troppo spesso avevano difficoltà a trovare credito. Oggi questi sono mondi che fortunatamente sono cresciuti e quindi anche il loro ruolo economico comincia a essere più riconosciuto dal mercato, però in effetti quando nacque Banca Etica queste realtà avevano molta difficoltà a ottenere credito, ed è anche per questo che appunto diverse di queste realtà si sono unite per consentire la nascita di Banca Etica. Tra i compagni di strada naturalmente fin da subito c'è stata Libera, e la presenza della banca nelle realtà confiscate, nei beni confiscati, è una presenza importante, soprattutto laddove vengono realizzate attività di cooperazione allo sviluppo, attività di cooperazione sociale e di sviluppo del territorio. Perseguire la legalità attraverso il credito è una sfida che la banca cerca di raccogliere dandosi innanzitutto un processo del credito, perché per decidere a chi dare denaro naturalmente bisogna anche individuare e definire il tema della legalità. Noi per esempio abbiamo un processo del credito che prevede una duplice istruttoria. Quando bisogna decidere se una persona giuridica, che sia un'azienda, che sia una cooperativa sociale, chiede credito a Banca Etica, oltre a guardare il bilancio o a guardare il business plan per capire se quel progetto che vuole realizzare è un progetto effettivamente bancabile, per noi è bancabile non solo se è sostenibile economicamente, ma è bancabile anche se ha un impatto sociale e ambientale, se ha una ricaduta sociale e ambientale positiva. Per questo motivo beneficiamo del ruolo dei soci, alcuni dei quali sono valutatori sociali, cioè volontariamente aiutano la banca, venendo formati, aiutano la banca nell'analizzare queste realtà, incontrano queste realtà e le valutano anche sul piano appunto sociale, ambientale e della governance, cioè della trasparenza amministrativa e dell'attenzione che queste realtà hanno nei confronti del tema della legalità. E questo per noi è un elemento importante che serve appunto a dare sostanza alla nostra idea di contribuire a fare finanza etica. Naturalmente le indagini, l'evoluzione diciamo in questi anni attraverso appunto l'attività della magistratura, attraverso l'attività del giornalismo, ha portato a sviluppare sempre di più la conoscenza del fenomeno del crimine organizzato, e naturalmente facciamo i conti con il fatto che il rischio di riciclaggio dei proventi illeciti e quindi di utilizzo anche del sistema bancario come strumento, come veicolo per riciclare proventi illeciti è un fenomeno che ovviamente le mafie riescono a sviluppare in maniera sempre più significativa e con sempre maggiori capacità. Ecco perché serate come queste per noi sono molto importanti anche per approfondire, aggiornare la nostra conoscenza, soprattutto su un tema così centrale come quello dell'ambiente, perché se si vuole fare finanza per il territorio, soprattutto per superare questo difficile periodo di crisi, se si vuole fare finanza per uno sviluppo ecocompatibile, sì, questo si può fare, però bisogna anche saperlo fare valutando quegli indicatori di legalità, che oramai sono le stesse indagini giudiziarie che dimostrano la capacità del crimine organizzato di inserirsi anche nei contesti dello sviluppo ecocompatibile. Diverse indagini esprimono anche il ruolo che il crimine organizzato ha e può avere, per esempio, pensiamo al rischio di infiltrazione nel mercato delle fonti rinnovabili, quindi in quegli ambiti che dovrebbero essere di rilancio per un'economia. Niente, c'è qualcosa decisamente che non va.
il fatto che stai di qua. Forse è il caso. Comunque sto per concludere, quindi magari questo Si fosse meglio anche ridurrà il problema. Tenere lontano. Mi tengo più lontano? L'aria che ti butti addosso. Ah, ok. E se il cavolo devi far bene. Se il cavolo ma è difficile però, devo prepararla prima questa cosa. Quindi prima lontano. Vediamo. Così sta fermo. Testiamo se era l'aria. Vediamo. Quindi è necessariamente colpa mia. Scusate, ci ho messo un po' di passione, quindi è venuta un po' così. Ok. Ecco, se prima ero imbarazzato, adesso proprio sono finito. È colpa vostra. No, scusate. E quindi ecco, per questa ragione, considerata la capacità che ha il crimine organizzato, che hanno le consorterie criminali nell'evolvere, nella loro capacità di infiltrare l'economia, e forse anche di infiltrare i settori più avanzati, anche quelli compatibili, e di utilizzare il territorio come uno strumento di riciclaggio dei proventi illeciti e di sviluppo di economie illegali, ecco che allora per prevenire questo rischio serve anche a noi approfondire la conoscenza. Quindi per questo motivo insomma ascolteremo con molto interesse questo confronto, cercando di capire appunto, e qui così do anche il là, insomma, quali sono le dinamiche. Per fortuna abbiamo strumenti come il rapporto Ecomafia di Legambiente, che naturalmente di anno in anno ci danno un po' il quadro. Per fortuna l'evoluzione della normativa, e magari anche su questo si potrà fare un accenno, il fatto di esserci dotati finalmente di una legge sulle ecomafie, dopo tanti anni e tanti progetti di legge che erano andati un po' a vuoto, si è arrivati, e questa cosa sembra che abbia avuto anche un primo effetto deterrente, quantomeno per ridurre almeno in parte il numero di reati ambientali che vengono commessi in Italia. Tuttavia purtroppo il fenomeno resta ancora fortemente invasivo. 3 reati ogni ora è l'ultimo dato che veniva offerto dal rapporto Ecomafia, quindi vuol dire che c'è ancora molto da fare sul tema del ciclo del cemento, del ciclo dei rifiuti, e naturalmente anche in ambiti appunto come possono essere anche quello delle fonti rinnovabili e delle nuove economie ecocompatibili. Il territorio è un asset fondamentale appunto per sviluppare nuova economia, buona economia, ma bisogna farlo in maniera legale. È una sfida molto significativa, difficile, e quindi per capirne di più siamo ben contenti di poter ospitare qui, appunto, di confrontarci assieme a voi, appunto, con Gianni Belloni e Ugo Dinello, ai quali, senza rubare altro tempo, lascio la parola, restando naturalmente disponibili nel caso ci fossero appunto domande anche rivolte a quello che la finanza etica, banca etica può fare nel suo piccolo per cercare di favorire insomma economie resilienti e economie che promuovano legalità. Intanto grazie appunto per questa occasione, grazie soprattutto della vostra presenza, e lascio molto volentieri la parola ai veri relatori della serata. Posso usare questo? Provo senza, cosa dite? Ok, buonasera. Sono contento di poter dialogare con voi insieme con Simone Grillo, che ha partecipato a un'esperienza purtroppo interrotta 2 anni fa dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia, che è stato un tentativo di costituire una rete di intellettuali, professionisti, osservatori di quella che è il fenomeno criminale, soprattutto in relazione al ciclo dei rifiuti e del cemento. Quell'esperienza ha prodotto una serie di documentazioni, una serie di analisi su quello che è il fenomeno in Veneto, perché poi anche la lungimiranza di chi, in questo caso dell'assessore all'ambiente allora del Comune di Venezia, che era Gianfranco Bettin, che diceva sì, lo finanzia il Comune, ma guardate più in là perché non sono i confini amministrativi del Comune di Venezia, per cui cercate di indagare un po' i fenomeni nell'area vasta in cui devono assolutamente essere indagati. E con quell'esperienza che ha connesso personalità del mondo dell'associazionismo, del mondo delle professioni, del mondo dell'università, è stata forse il primo tentativo di vedere e di provare a inquadrare il fenomeno criminale all'interno delle dinamiche socio-economiche di questo territorio. L'altra persona che partecipa a questo dibattito, Ugo Dinello, dovete saperlo, è l'autore, il coautore della prima vera inchiesta sul fenomeno criminale e della mafia in Veneto, Mafia Nord-Est, editore Rizzoli, un paio d'anni fa, che è stato intanto una sistematizzazione molto approfondita e molto interessante del fenomeno,
e poi ha operato secondo me un salto interessantissimo sulla percezione del fenomeno delle mafie al nord-est, e cioè ha rivoltato la questione e ponendo il fatto che non siamo di fronte a un'invasione dall'esterno di un soggetto criminale che inquina un territorio sano, ma quello che poi mi dirai ma quello che hanno sottolineato nel libro è che prima di tutto le mafie gli è stata aperta la porta e sono stati invitati come soggetti utili e interessanti per pezzi dell'imprenditoria locale. E questa visione che hanno proposto secondo me è strategica per capire di cosa stiamo parlando rispetto alla questione criminale, e rispetto alla questione delle mafie al nord-est. Allora diciamo 3 cose per provare a inquadrare, dopodiché cerchiamo anche di connetterci in maniera più approfondita sulla questione ambientale. Noi abbiamo un problema in Veneto, e che è sostanzialmente il fatto che dalla fine della banda Maniero della mafia del Brenta nel 95 all'inchiesta Aspide nel 2011, Aspide era questo gruppo di campani che hanno costituito una finanziaria che si chiamava appunto Aspide, che offriva una serie di servizi alle imprese, aveva sede qui a Padova in zona industriale, che era usura, per cui credito illegale, consulenze per bancarotte fraudolente, evasione dell'IVA, cioè tutti servizi di illegalità alle imprese, ai commercianti. In circa 2 anni, in meno di 2 anni, Aspide ha contattato e coinvolto 130 persone. È stato un soggetto che ha funzionato dal punto di vista dei servizi, ha funzionato molto bene. E allora diciamo che questa è stata la condanna, che poi questi sono stati arrestati, sono stati condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, e diciamo che tra Aspide 2012 e Maniero 95 abbiamo praticamente quasi niente. Allora, non avendo quasi niente ne intendo come sentenze, inchieste rilevanti, cioè fari che si accendono su una realtà sostanzialmente. Noi sappiamo che quello che è possibile conoscere della criminalità organizzata lo si conosce attraverso lo spettro, la mediazione degli organi di repressione. È difficilissimo, quasi impossibile avere conoscenza del fenomeno criminale, del fenomeno mafioso, se non mediati da quelle che sono le forze investigative e la magistratura. Questo implica anche tutta una serie di problemi dal punto di vista della conoscenza del fenomeno, perché chiaramente la magistratura, studiando a fini repressivi il fenomeno, lo vede attraverso una certa angolatura. Per chi si pone il problema di una dimensione di conoscenza, diciamo così, più non ancorata a esigenze repressive ma a esigenze conoscitive, è necessario, come dire, prendere anche le distanze e mettere a critica anche i documenti della magistratura. Però il problema che abbiamo in Veneto è che manco quelli c'erano per tanti anni, o comunque molto pochi. Questo vuol dire che il fenomeno criminale, il fenomeno mafioso in Veneto è stato meno ed è meno rilevante, meno significativo che in altre regioni? Questo non lo so, lo lascio un po' lì questa domanda. Quello che abbiamo, perché sono reduce da una ricerca che abbiamo condotto insieme a Antonio Vesco, che è un ricercatore universitario dell'Università di Torino. L'idea è che comunque la presenza e l'attività delle mafie in Veneto ha alcune particolarità. Alcune particolarità nel senso che rispetto all'attività delle mafie in altre regioni del centro-nord, e penso alla Lombardia, al Piemonte, in cui in realtà invece l'attività della magistratura ha una storia molto più importante e più radicata nel tempo, diciamo che l'attività delle mafie si rivolge
quasi esclusivamente sul terreno del mercato e nell'interlocuzione con l'imprenditoria. Mentre abbiamo in Lombardia e in Piemonte un insediamento dei gruppi di 'ndrangheta che si rivolgono in maniera abbastanza decisa, alle volte in maniera anche aggressiva, al centro politico e amministrativo per aprire in qualche modo la chiave degli appalti pubblici e per un insediamento di lungo periodo nel territorio, quello che ci sembra di capire stia succedendo qui è una dinamica un po' diversa, e cioè una dinamica che riguarda in particolare i soggetti imprenditoriali. Questo in qualche modo potrebbe anche avere delle spiegazioni rispetto all'assetto sociale del Veneto, perché noi, ecco, un altro aspetto che forse potrebbe essere utile da comprendere è che le mafie si comprendono all'interno del contesto in cui operano. La differenza a cui ho accennato molto grossolanamente prima rispetto all'attività delle mafie in Veneto rispetto ad altre regioni del centro-nord sono comprensibili se noi capiamo che le mafie non agiscono nel vuoto e non agiscono rispetto a strategie prestabilite in maniera assoluta. Le mafie sono dei soggetti che agiscono all'interno di un contesto, e da questo contesto, rispetto a obiettivi che possono stabilirsi, si modificano, cambiano, evolvono, si confrontano. Noi non abbiamo di fronte degli eserciti, non abbiamo delle palle di biliardo che si scontrano o si incontrano rimanendo sostanzialmente intangibili e immodificabili. Noi abbiamo delle persone, dei gruppi che nelle interazioni modificano il loro modo di fare, anche i loro immaginari, anche le loro strategie, e nell'incontrare ad esempio il mondo imprenditoriale veneto, come dire, aggiornano anche i loro strumenti di intervento. Quello che uno dei primi segnali, una delle prime documentazioni rispetto alla presenza della criminalità organizzata delle mafie in Veneto ce l'abbiamo con un documento imprescindibile, molto importante, del 1994, che è il rapporto della Commissione parlamentare antimafia, appunto del 94, che per la prima volta indaga la situazione nel centro-nord. Rispetto al Veneto, la cosa che in qualche modo fa intravedere è quella di massicci investimenti in alcuni territori, in particolare territori turistici che riguardano la costa del Veneto orientale e la zona termale di Abano, e insomma una certa capacità di entrare all'interno del tessuto imprenditoriale, di investimento dei soldi. Poi abbiamo tutta una serie di segnalazioni che riguardano azioni della magistratura, soprattutto del sud, che arresta latitanti, qui sì, praticamente solo del sud, che arresta latitanti qui in Veneto. Noi abbiamo la presenza, insomma, una cosa che è stata particolarmente importante è stato l'arresto di Pidu Madonia a Longara, in provincia di Vicenza. Parliamo solo di uno dei vertici di Cosa Nostra, ma anche i fidanzati sono stati in latitanza ad Abano per un periodo importante. Insomma, tutta una serie di presenze che vengono segnalate dall'iniziativa della magistratura non veneta su quello che è la presenza di gruppi, persone che agiscono in questo territorio che è caratterizzato, come ben sappiamo, dalla presenza di una piccola e media impresa, spesso sottocapitalizzata, una piccola e media impresa che evolve continuamente, e su questi elementi diciamo che ad esempio la questione del credito è una questione cruciale, e qui mi riallaccio a quello che diceva bene Simone all'inizio. Aspide, ad esempio, agisce molto sulla questione della mancanza del credito rispetto a... Ho avuto la possibilità di intervistare un imprenditore edile
di un'aziendina, 15 dipendenti, che andava molto bene, che aveva anche una certa spirito di innovazione, capacità di intrapresa, eccetera, eccetera. A un certo punto ha bisogno di acquistare dei macchinari, ha bisogno di 10.000 euro, 7.500 gli garantisce l'artigian Fidi, 2.500 la banca si rifiuta, e lui va a finire a chiedere questi 2.500 euro a Aspide, che vuol dire che praticamente passa 2 anni d'inferno e ne esce, se non l'unico, uno dei pochissimi che riesce a ripagare il prestito, appunto con tassi da usura astronomici, però insomma ha dovuto licenziare gran parte dei dipendenti. Adesso, la volta che l'ho incontrato 3 anni fa, era in attività, però insomma metaforicamente con le ossa rotte, purtroppo anche non solo metaforicamente, perché e i metodi sono quelli. Allora la questione del credito però ci richiama alla mente non solo l'azione delle mafie, ma ci richiama alla mente cos'è che abbiamo qui in Veneto. Quella è la cosa che ha contraddistinto gli ultimi mesi, insomma, se ci pensiamo bene. Pensiamo alla Banca Popolare di Vicenza, pensiamo a Veneto Banca, ma dietro queste grandi crack di banche venete ce ne sono tutta una serie, perché se pensiamo alla crisi che hanno avuto tutta una serie di banche del credito cooperativo, parliamo più o meno di mala gestione, di difficoltà che ci sono state, compresa il fallimento, la bancarotta della banca promossa dalla Confindustria di Padova, Banca Popolare di Garanzia. la Banca Popolare di Garanzia, grazie. Promossa dall'Associazione Industriale di Padova e finita ingloriosamente con una bancarotta. Anche questo forse bisognerebbe ricordarlo ai nostri imprenditori, che una delle loro grandi imprese è finita così. Ecco, allora cos'è che non funziona in questo mondo bancario? Cos'è che non ha funzionato, questi grandi crack che ci sono stati nel Veneto? Beh, se andiamo all'osso di queste vicende, ma all'osso in maniera abbastanza grossolana, quello che noi notiamo è che sostanzialmente il credito veniva concesso rispetto a delle dinamiche di relazione e non a delle dinamiche che riguardano il merito, la valutazione degli impatti di un'impresa, della solidità, della capacità progettuale, della capacità innovativa. Ma tu sei mio amico, tu acquisti l'azione di questa banca, sei all'interno di una rete di relazioni che mi garantisce, che mi tranquillizza anche a livello politico. Insomma, sono circuiti che si cementano. L'esistenza di questi circuiti di collusione, circuiti di ammorbidimento delle logiche di mercato, circuiti di conoscenza in qualche modo, possiamo ipotizzare essere una delle caratteristiche del mondo imprenditoriale, uno degli aspetti in qualche modo importanti. Se noi pensiamo alle dinamiche con cui si creano gli appalti pubblici in questa regione rispetto ad alcune inchieste che sono emerse, e quindi cartelli collusivi che si creavano per spartirsi gli appalti, noi abbiamo di fronte uno scenario in cui appunto lo scambio di favori, lo scambio di conoscenze, di legami, eccetera, eccetera, è uno degli aspetti strategici dell'impresa. All'interno di questo tipo di strategia le mafie possono avere un ruolo? Questo può essere una domanda. E le mafie probabilmente non è emerso in maniera chiara che le mafie abbiano un ruolo, però l'idea è che questo sia un varco interessante per chi in qualche modo fa delle relazioni di favore, degli scambi di favore e degli obblighi, una ragione di vita, una ragione di essere, insomma, sostanzialmente. E quindi in qualche modo quello che andrebbe messo sotto esame sono delle dinamiche di cultura imprenditoriale presenti in questa regione. Come vedete, quello che secondo me è più interessante e più fertile rispetto allo studio delle mafie e della criminalità organizzata non è tanto la strategia della criminalità organizzata, ma il contesto dove si collocano. Se noi andiamo a vedere il contesto dove si collocano, e cioè l'esistenza di varchi, di possibilità di entrare in relazione, di dialoghi, allora se queste possibilità ci sono, se le premesse ci sono, in qualche modo poi abbiamo i processi di insediamento, i processi di collusione, i processi di partnership negli affari.
Poi dopodiché il Veneto è, molto, è non grandissimo, però variopinto, diciamo così, è molto vario. Abbiamo delle realtà molto diversificate, abbiamo una realtà molto interessante, tra virgolette, da questo punto di vista, che è quella del veronese e del vicentino, ma soprattutto del veronese, del basso veronese, dell'area vicino al lago di Garda, che ha delle presenze di 'ndrangheta ormai molto, molto consolidate nel tempo, e lì abbiamo proprio una dimensione di insediamento di famiglie che hanno fatto proprio degli investimenti di lungo periodo, cioè si sono radicati all'interno della società locale, hanno anche iniziato a fare politica, hanno interloquito con la politica, hanno investito in imprese, soprattutto nel campo dell'edilizia, e poi noi abbiamo a Verona questo aspetto che secondo me è giusto non dimenticare, di una richiesta della Commissione parlamentare antimafia nel 2015 di costituzione della commissione d'accesso per verificare la possibilità di sciogliere il comune di Verona per infiltrazioni mafiose. Questa cosa qua viene dimenticata da tutte le cose che succedono, eccetera, eccetera, però secondo me ha una sua importanza, perché, diciamo così, stiamo parlando del capoluogo un capoluogo importantissimo nel Veneto, e probabilmente sarebbe stata la città del nord più grande che mai sciolta per mafia. Diciamo che è arrivata quasi all'anticamera di questa situazione, perché la commissione parlamentare all'unanimità ha votato questa mozione in cui veniva richiesto alla prefettura, al comitato per l'ordine pubblico, di valutare la possibilità di istituire la commissione dell'accesso. Appunto, dicevo, la commissione dell'accesso è l'anticamera dello scioglimento. Non si è arrivati alla commissione d'accesso perché sono anche mutate gli equilibri politici, nel senso che il sindaco Tosi è stato espulso dalla Lega, e poi la sua formazione parlamentare è stata decisiva per la vita dei governi di centrosinistra dal 2016 in poi, e quindi insomma gli equilibri politici sono cambiati. Però questo è un aspetto che ci fa vedere come anche in Veneto l'interlocuzione con la possibile interlocuzione con la parte amministrativa, con la parte politica, non è poi così lontana. Poi magari Ugo ci racconterà qualcosa su Venezia, che so che... No. Bene, buonasera. A Palermo, dovete sapere, Palermo, capoluogo della Sicilia, è stata scoperta una grandissima organizzazione che riuniva il presidente della regione, dei suoi assessori, consiglieri regionali di ogni parte politica, pagava generali della finanza, pagava magistrati e decideva su enormi appalti, cioè decideva chi lavorava, quanto avrebbe preso e cosa avrebbe fatto. In questo caso siamo di fronte a un fenomeno di che tipo, secondo voi? Mafioso, giusto? E il Mose? Allora, facciamo finta a Palermo, tutto quello che ho detto, trasportiamo un attimo su Venezia. E il Mose cos'è stato? Avevamo una cupola politica imprenditoriale che decideva cosa sarebbe stato fatto, addirittura quanto lo Stato avrebbe dovuto pagare, perché siamo in un regime di concessionario unico che decide qual è il problema, i lavori che vanno fatti, quanto costano e come mi devi pagare, in più chi lavora. Detto questo, tutto il sistema di interlocuzione mi sembra che sia ben oliato. Allora vi faccio una semplicissima domanda: conviene avere la mafia o no? Perché se non rispondiamo a questo possiamo salutarci, augurarci buona Pasqua. La mafia conviene economicamente a un territorio? Perché? Guardate che i mafiosi dicono: questa azienda stava fallendo,
io ho salvato tutti i posti di lavoro. Cosa si risponde? Allora, vedete che il primo problema è di impegno culturale. O io so di cosa sto parlando e quali sono i meccanismi che ho di fronte e i risultati che mi porteranno, oppure per la prima volta qui a Padova avete avuto una risposta a questo. È il professore Antonio Parbonetti ha guidato un team di 3 persone che ha analizzato 120 maxi operazioni, cioè con più di 10 arresti, che sono state fatte nel centro-nord Italia. 120 maxi operazioni in 10 anni vuol dire 1 maxi operazione al mese. Scusatemi, signore, si sono fatti un culo pazzesco. Hanno analizzato migliaia e migliaia di documenti, di sentenze, di bilanci collegati e analizzato le strutture di queste società. Il risultato finale qual è? La dimostrazione, andatevi a leggere i 10.000 fogli di questa relazione. La dimostrazione è che se io da un territorio specifico, Campo San Piero, con tutto il bene che voglio, non so, c'è stato una volta, non so, Campo San Piero, da Campo San Piero tolgo un'azienda mafiosa, la tolgo, la sequestro e la confisco, il PIL, cioè il prodotto interno lordo di Campo San Piero, i soldi che abbiamo in tasca, aumenta del 20%. Tutto il margine operativo lordo, cosiddetto EBITDA, se vi interessa, delle aziende che operano nel settore aumenta di altrettanto. Quindi se io tolgo l'azienda mafiosa, faccio aumentare l'economia delle aziende del settore, le quali, dimostrato, aumentano la loro spesa in risorse umane, quindi cercano gente, la pagano meglio e tutto il territorio aumenta la propria ricchezza. Allora, attenzione, è importantissimo questo, perché nessuno ci aveva detto che c'è la luce in fondo al tunnel. Tutti ci hanno detto, ragazzi, crediamoci, bisogna battere la mafia. Ora le cose sono radicalmente cambiate. Io non so se l'Università di Padova se ne è resa conto, ma abbiamo una risposta a questo, alla prima domanda che noi ci dobbiamo fare. La seconda cosa, voi avete sentito, Gianni, che oltre che essere un esperto del settore, anche un esperto di ecomafie. Le mafie ci fanno bene o male dal punto di vista fisico. Non è che ci sparano dietro, ma la gestione dei territori in cui le mafie hanno preso potere, dalle terre dei fuochi in poi, come è stata? E qua torniamo a noi veneti che abbiamo già il Mose. Il Veneto, adesso non vorrei fare il professorino, ma non voglio che poi mi diciate, hai detto? Bene, allora il Veneto è di 11.015 km², lo sapevate? Bene, il bacino scolante della Laguna Veneta è di 2.621 km². Nel 2006 i quaderni del dottorato dell'Università di Padova hanno pubblicato un documento dell'ingegner Monia Omri che ha applicato il telerilevamento per trovare le discariche abusive di tossiconocidi. Tossiconocidi, quindi non stiamo parlando di mattoni rotti, di un po' di vernice, di
sostanze che permettevano l'individuazione dall'alto, perché l'erba, il territorio arboricolo, andava in stress, cioè le piante morivano. Applicando questa tecnica, che in Francia ha avuto una validità altissima dell'89%, 89,4%, quindi stiamo parlando qua di risultati pazzeschi, in 2621 km quasi, quante belle discariche abusive sono state trovate? Allora, sono state trovate in 2621 km quadri 3112 discariche abusive di tossico nocivi, quindi più di una per chilometro quadrato. La regione che aveva finanziato questa, assieme all'università, questo studio, ha detto, si è svegliata all'improvviso e ha detto, cosa mi state dando? Ha detto, no, non ci siamo, non è così. Perché? Perché ci sia una discarica di tossico nocivi, deve esserci una strada asfaltata che ci arriva. Io sono rimasto così, poi mi ha detto, ma scusate, ma perché? Perché ci vuole una, noi lo sappiamo, c'è una strada asfaltata. Va bene, anche la strada asfaltata. Allora, quante ne restano di discariche trovate all'altro con la strada asfaltata che ci arriva? Ne risultano 1198. Di questi 582, cioè il 48%, sono state analizzate ai comuni. Qualcuno è andato a vedere, Tony, ti può andare a vedere cosa che c'è? Sì, capo, ma cosa c'è? No, sì, va a vedere. Sono state analizzate ai comuni. Dei rimanenti, 310 hanno cambiato destinazione d'uso. Attenzione, perché il dato brutto è questo. 103 sono stati interessati da costruzioni civili. Quindi, dove non crescono neanche le piante, dove le piante muoiono, noi abbiamo costruito parchi, case, scuole, perfino un asilo. Allora, noi abbiamo in questo momento delle famiglie che stanno allevando i propri cuccioli in posti dove le piante sono morte. Una bella città del cemento, qua costruiamo una bella casa. Quindi vedete che la gestione del territorio è direttamente interessata al fenomeno del crimine organizzato e il nostro benessere, il futuro dei nostri figli è direttamente collegato a questo. Se vi serve, c'è stato il caso C&C, una cordata di famosi geni dell'imprenditoria veneta, guidata da un signore che nessuno conosceva, Fabrizio Cappelletto. Si sono presentati in regione e hanno detto, mister, noi siamo i genietti della lampada, ma che bravi, cosa fate di bello? Noi i rifiuti tossico-nocivi, con il nostro brevetto, li trasformiamo in inerti. Hanno coniato anche un bel nome, il conglocemento, conglomerato cementizio, chiamiamolo conglocemento, che bello, si suona bene. Se uno vi viene, voi cosa fate? Dite, scusa, capo, mi mostri questo brevetto. Così. No. La C&C ha avuto due bellissimi luoghi, concessioni, una a Postumia, in provincia di Treviso, e una a 400-200 metri in linea d'aria dalla laguna di Venezia, Malcontenta. I contadini della zona, che di brevetti magari non si intendono ma vedono cosa succede sulle loro terre, hanno cominciato a dire, guardate che qua muore tutto, cioè diteci, queste sono diossine, specialmente quelli Malcontenta che sono attaccati a Porto Marchese. Conosco bene la diossina, dicevano, questo è veleno a stato puro. Lo stanno accumulando in enormi collinette e creano questo conglocemento che viene venduto al 10%, non col 10% di sconto, al 10% del costo di un cemento, o regalato. A che? Chi va a prenderlo?
qualche domanda forse se la doveva fare. A Postumia, gente sveglia, hanno messo fuori dalla CNC un dosso artificiale, quelli che tanto odiamo, no? Quando glielo mettono, dalla fabbrica esce un camion che è convinto di avere la strada libera, badam, prende il dosso e una parte del carico cade. I contadini a zona, per non saperne leggere e scrivere, vanno, si prendono il carico e a loro spese lo fanno analizzare in Svizzera. Era diossina, bella, tranquilla, mescolata con un po' di terra e di sabbia, ed era diventata materiale edile, con glocemento. Dove è finita quella montagna di roba? Dove è finita? Stiamo parlando di colline. Una parte ce l'avete qua voi a Padova, potete starne fieri, è stata usata per fare la tangenziale, come substrato. Una parte ce l'ha l'aeroporto di Venezia. La stragrande maggioranza, quella che veniva presa per nulla, veniva presa da piccole aziende del settore edilizio. Quindi noi possiamo presumere, e lo sappiamo, che delle abitazioni civili sono state costruite con quella grandiosa idea che è stata il conglocemento. Adesso, volevamo parlarne prima, ma facciamo proprio i conti brutti, quelli della serva, quelli che ci vergogniamo un po' a fare. In questo momento delle famiglie stanno abitando in case i cui muri stanno molando diossina. Fra 20 anni, quando quei bambini saranno malati, scusate, la metto proprio brutta brutta, chi paga? Qual è il sistema sanitario che si farà carico di quelle persone? Tutto è stato prescritto, tutto è finito in prescrizione. L'unico deficiente, questo Fabrizio Cappelletto che era stato mandato avanti, fate vedere te, sì, che bello, sono presidente, si è fatto 3 mesi di galera, è uscito, fa il cartomante sulle tv private, se non vi interessa. Quanto hanno pagato questi 11 imprenditori? Zero. Quindi si sono arricchiti, tutto un sistema si è arricchito sul futuro dei nostri figli. Nessuno ha pagato. Allora, vedete, non è una questione di lotta alla mafia, è una questione di autodifesa. Noi abbiamo visto 2 cose. Uno, che c'è una luce in fondo al tunnel, cioè se noi riusciamo a togliere queste imprese, e sono tante, che si sono radicate nel Veneto, che noi abbiamo fatto venire, riusciremo ad aumentare la ricchezza e il benessere del nostro territorio. 2, queste organizzazioni stanno investendo per arricchirsi sul futuro dei nostri figli. Vi ringrazio, passo la parola a Gianni. Parlaci un po' di... No, allora, secondo me la questione interessante rispetto al contrasto. Hai fatto benissimo a ricordare Parbonetti, cioè la ricerca promossa da Parbonetti che in generale descrive questa dimensione dell'aumento del PIL rispetto alla neutralizzazione di imprese. La questione è che soggettivamente da parte di un imprenditore che riceve una proposta rispetto al finanziamento, rispetto a una serie di servizi. Noi abbiamo visto che ci possono essere dei servizi riguardanti l'affitto di manodopera, la gestione dei rifiuti, tutta una serie di servizi che si possono mettere in campo
rispetto a un'impresa che riguardano un risparmio nel breve, nel medio termine, cioè è una dimensione vincente. Dopodiché, che dal punto di vista territoriale, dal punto di vista del sistema, questo crei delle diseconomie e un abbassamento non solo della ricchezza economica, ma ovviamente della qualità della vita, eccetera, eccetera, come hai ben descritto, è un altro paio di maniche rispetto al calcolo che un imprenditore deve fare sulla conduzione della sua azienda. E questo richiama il problema appunto delle culture imprenditoriali, cioè nel momento in cui l'estrazione di plusvalore avviene soprattutto nei termini dell'illegalità, cioè i settori della legalità sono quelli che assicurano una buona conduzione dal punto di vista dell'impresa, qui abbiamo un problema ed è un problema che riguarda, se noi andiamo a vedere un po' qual è stata l'evoluzione negli ultimi anni del modello che veniva chiamato il modello del nord-est, che riguarda il fatto che da una parte abbiamo una divaricazione molto profonda nel mondo delle imprese, cioè le imprese che hanno perseguito una strada tra virgolette vincente che riguarda l'innovazione, l'internazionalizzazione eccetera, e che in qualche modo delle risorse del territorio possono fare anche un po' a meno, anche del credito, e che quindi sono proiettati in una dimensione assolutamente globale e in una dimensione di flussi piuttosto che di radicamento territoriale, e il grosso, cioè la pancia del mondo imprenditoriale veneto che continua a essere radicato e che continua ad avere delle dimensioni di sofferenza e di difficoltà molto importanti. Pensiamo a tutto il mondo dell'edile, ma cosa è stato il fatto di pompare questo mondo anche dal punto di vista del credito fino al 2008 con una concessione di credito molto facile, molto accessibile e con dei margini di guadagno impensabili in qualsiasi altro settore, e poi quella che è stata la stretta improvvisa che è avvenuta, che ha sostanzialmente imprigionato in un vicolo cieco centinaia e centinaia di imprenditori, e questi dove sbattevano la testa? Dove hanno sbattuto la testa? Lì in Aspide ne troviamo le biografie di imprenditori con dei circuiti molto accidentati, con una serie di fallimenti alle spalle, con una serie di bancarotte fraudolente, con una serie di evasioni fiscali, eccetera, eccetera. Cioè tutta una serie di mondo imprenditoriale che sceglie quella che viene chiamata la via bassa dello sviluppo, che è una via costellata di tutta una serie di trucchi, di ingegni, di tirare a campare, di provare a limare. Tu ti ricordi che è stato il magistrato, il PM antimafia, che ha portato avanti, e l'indagine Aspide è stata portata avanti da un PM, una persona sola, si chiama Roberto Terzo. Vuoi il microfono? Sì. Allora, scusate. Stavo dicendo che l'indagine Aspide, quella che ha appena citato Gianni, e che viene analizzata a posteriori sia in un suo libro che si chiama Mafia al Nord, sia per quanto riguarda gli effetti nell'ultimissimo libro che è Come pesci nell'acqua. Quell'indagine ha avuto un unicum, un ABC, scusate, faccio velocissimo. Voi sapete che in Italia esiste vari tipi di polizia e una magistratura, le indagini le fanno loro. Chi le fa? Per il crimine organizzato, per quanto riguarda la polizia, c'è la Criminal Pol, per quanto riguarda i carabinieri c'è il ROS, per quanto riguarda la finanza c'è il GICO, Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata, tutti riuniti ultimamente in una polizia specializzata che si chiama DIA. Il centro è qua a Padova. Per quanto riguarda la magistratura si divide in due parti, che è la magistratura giudicante, il signor giudice, e il magistrato, la procura. La procura si è specializzata in una procura antimafia, si chiama Direzione Distrettuale Antimafia. All'interno di questa direzione a Venezia c'era questo signore, Roberto Terzo, che porta avanti questa indagine e a un certo punto chiede al capo di Aspide
che poi, scusate, vogliamo dircela tutta, ma voi se dovete chiedere un prestito andate da una società che si chiama Aspide, ma neanche Paperoga, cioè ma diciamoci veramente, cioè, il quale viene interrogato qui a Padova e l'avete presente un commercialista bello, florido, un po' grassoccio, un po' calvo, con la palpebra un po' che però si alza quando gli parli di soldi. Questo è Mario Crisci, chiamato dottore, e gli chiede: ma voi qua in Veneto perché ci siete venuti? Come fa? Mi scusi, qua sono più delinquenti di noi, Brusia. Ma dica, cosa facevate? Io, queste persone mi arrivavano da me. Io gli dicevo: bello, mi porti l'F24. L'F24 è il modello con cui in banca andate a pagare le tasse. Mi porti l'F24, 2/3 a te e 1/3 a noi. E io ti faccio sparire tutte le tue pendenze. Ti faccio sparire, vuoi far sparire i macchinari? No, proprio. Vuoi fare un'altra società, quindi scaricando sulla vecchia tutti i debiti e tu ti tieni tutta quella buona? Si fa. Vuoi non pagare tutta la previdenza ai tuoi dipendenti? Pure. Quindi, cosa alimenta il crimine? Il crimine genera crimine. Vecchia frase del capo dell'FBI. E cosa ha generato la mafia qua in Veneto? La mafia non si è infiltrata. Quando vi dicono infiltrazioni mafiose, svegliatevi, perché di solito sono i politici che dicono infiltrazione mafiosa, qua in Veneto infiltrazione mafiosa. No, la mafia l'abbiamo portata qua noi perché ci serviva per tutte queste operazioni, perché se io vado da uno studio commercialista e gli chiedo questo, lui mi dice magari potessi, però poi se sbaglio tu ti arrabbi. Là se qualcuno sbaglia, quindi uno è sicuro che ha a che fare con dei professionisti. Da dove viene? Quindi qual è il crimine che l'ha generato? Guardate, vi piace un po' la storia? Bisanzio è caduta il 29 maggio del 1453, ok? Che c'entra? 2 mesi ci ha messo la notizia per arrivare a Venezia, 2 mesi. Quando è arrivata, con una nave greca, il Senato ha fatto suonare la campana trottera, quindi tutti i consiglieri dovevano arrivare al trotto. Si sono riuniti e dei veneti di cosa hanno discusso? Ho detto, questi arriveranno su, hanno fatto cadere Costantinopoli, prima o poi ci ritroviamo. Dobbiamo organizzarci, bene, organizziamoci. Si organizzano, dobbiamo fare delle nuove armi, le galeazze, sapete che la battaglia di Lepanto, 2 secoli dopo, nel 1571, il 7 ottobre, è stata vinta grazie alle galeazze fatte in gran segreto dai veneziani. La previsione di spesa, perché in Senato si è detto, ben vecchio, bravo, ma e quanto pagheremo? Allora, è un 10ª o 2/10 parte. In realtà, se proprio volete la cosa giusta, il costo complessivo è stato di, ve lo voglio dire perché mi ha un po' colpito anche a me questa roba, di allora 22.500 ducati d'oro a nave. Per allestirle sono state spese 879.000 ducati d'oro, una cifra parte a circa 1/6 dell'erario. Quindi 1/6 è il 18%, giusto? Se qualcuno fa matematica qua, dovrebbe essere il 18%. I turchi ci sono costati il 18% dell'erario della Repubblica Serenissima.
sono spariti il 18% dei soldi disponibili. Sapete quanto scompare nel 2018? Scompare il 22,4% dell'erario che se ne va in evasione. Quindi gli evasori fiscali costano più della flotta turca. Battere l'evasione fiscale è più conveniente che fare la battaglia di Lepanto. 22,4%, quasi un quarto della ricchezza prodotta in Veneto scompare. Ma i Skygo fatti miei, sì, tu li hai fatti perché c'è un sistema attorno a te di scolarizzazione, di infrastrutture, strade, tutto, ospedali. Quindi è vero. Però tu fai scomparire un quarto. Dove finisce quella ricchezza? A chi l'affidereste se voi aveste un quarto del vostro stipendio da far sparire? Da chi andate? Da Gianni Belloni, da me? Scusa, tu sei bravo, ma se ho il problema, pago internet. Ma andate. Aspira. Quindi, quando vi dicono infiltrazione mafiosa, ma dove? Ma fate una pannacchia e dite, guarda, stia zitti, fate piacere, perché questi sono venuti qui, perché noi li abbiamo chiamati, perché avevamo bisogno di servizi, perché regola il mercato. Apriamo, facciamo... sì, magari abbiamo anche la possibilità, naturalmente, visto che sono già stati offerti tutta una serie di spunti, naturalmente le riflessioni, i commenti, le domande a questo punto. Sì, Era un po' Torno danza. un po' indietro. Forse avevo definito che differenza c'è tra un reato ambientale e le ecomafie. Perché un reato ambientale mi è un po' più chiaro. Ad esempio, il PFAS, metà provincia di Vicenza, terra, acqua, sangue delle persone per sempre, perché questa sostanza purtroppo si accumula, non si scioglie, non si lega con niente, si accumula, è stato fatto da un'azienda e che ancora lì è un reato ambientale. Ma un'ecomafia, che cos'è? Cioè, lui ci ha accennato che c'è un po' bisogno del commercialista, ci hai accennato che la politica non è che ne è tutta estranea, però ci fai capire esattamente gli attori che legano e definiscono un'ecomafia rispetto a un reato ambientale. Vediamo se ci sono altri. Ecco, questa intanto è già bella tosta, perché in Veneto... No, diciamo così, allora, Ecomafia è un logo molto fortunato che è stato congegnato da Legambiente ormai a metà degli anni 90, fine degli anni 90, e riguarda specificatamente le attività criminose delle organizzazioni mafiose nei settori a più alto impatto ambientale, quindi diciamo in maniera particolare il ciclo del cemento e il ciclo dei rifiuti. Dopodiché ci aggiungiamo negli ultimi anni le attività che riguardano le risorse e le energie rinnovabili, gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. C'è tutto il settore che riguarda l'agricoltura, la produzione del cibo, eccetera, eccetera, che viene anche denominata agromafia per certi versi. Diciamo che questo tipo di definizione ha una valenza soprattutto comunicativa, giornalistica, nel senso che ha avuto il merito straordinario di porre la questione dell'aggressione ai beni comuni, alla qualità dell'ambiente da parte dei soggetti criminali in una buona posizione rispetto all'agenda politica e alla discussione pubblica. Ed è quello che doveva fare un'associazione e l'ha fatto meritoriamente ed è arrivata fino a imporre, tra virgolette, come proporre la questione dell'inserimento dei reati ambientali all'interno del codice penale, che prima invece avevano una dimensione più contravvenzionale che penale. E quindi sostanzialmente imporre nella cultura giuridica e politica il fatto che i danni all'ambiente devono essere sanzionati in maniera
importante, perché hanno tutti quegli effetti di cui si è parlato. Gli attori di questa, allora, le mafie. Diciamo anche che non tutti i reati ambientali sono opera delle mafie. Questo è un problema di comprensione importante. Sono stato recentemente a una conferenza in cui c'erano forze dell'ordine, la Coldiretti, la CISL, eccetera, eccetera, sulla questione delle agromafie. E sono state messe insieme tutta una serie di fatti criminosi e in generale attribuiti alle agromafie, questa nuova logo che serve per esplicare tutta una serie di dimensioni. Devo dire la verità che sono rimasto un po' perplesso, perché ad esempio tra le cose che sono state citate la questione della Coimpo di Rovigo, che forse qualcuno di voi conosce, che è una tragedia ambientale di proporzioni importanti. È un'azienda che trattava fanghi di origine civile e industriale, un paesino vicino a Adria, si chiama Caemo. È entrata nelle cronache perché nel 2014 sono morti 3 operai e un camionista che scaricava all'interno delle vasche. C'è stata un'esalazione benefica che ha ucciso all'istante 4 di queste persone, una strage, e allora si sono illuminati i riflettori sulle attività di questo stabilimento di trattamento dei fanghi, che sostanzialmente faceva una cosa molto semplice. I fanghi di origine civile e industriale venivano immessi dentro queste vasche, si aspettava un po', venivano di nuovo prelevati e venivano messi nei campi con tutte le... In questo modo hanno irrorato di fanghi pieni di vari composti benefici, metapolesine praticamente. È stato fatto uno sequestro enorme e con degli impatti ambientali che adesso poi dovranno anche vedere, le bonifiche, eccetera, eccetera. Adesso siamo nel bel mezzo del procedimento penale, però insomma, si è aperta una dimensione pazzesca. Tra l'altro con delle collusioni tra gli imprenditori e settori della politica rodigina, niente male da quello che si comincia a percepire. Allora, lì l'imprenditore, uno è di Noventa Padovana e l'altro è di Rovigo, del Rodigino. Rapporti con la criminalità organizzata, con le mafie, ma è una cosa molto molto labile. Quando loro sono andati in Toscana a fare più o meno lo stesso lavoro, c'era anche un'azienda campana che aveva delle interconnessioni con la camorra, eccetera. Però insomma, come dire, cugini di cugini, la responsabilità era tutta loro, il meccanismo l'avevano messo insieme loro, l'avevano congegnato loro. Allora, se il termine, il logo ecomafia ha avuto il grande merito di imporre nell'agenda politica e culturale il tema dell'aggressione all'ambiente, rischia di riprodurre un meccanismo per cui il problema è sempre esterno, cioè sono le mafie che inquinano il territorio, sono i cattivi dal sud che vengono a insegnarci come si fa. Non è così. La stragrande maggioranza delle inchieste sui rifiuti ha protagonisti autoctoni che poi si fanno anche attivano delle partnership con soggetti calabresi, campani, con le aziende nell'orbita della criminalità organizzata, ma non costretti, ma per reciproca convenienza sostanzialmente, perché operano nello stesso settore, perché parlano lo stesso linguaggio, perché più o meno eseguono le stesse pratiche e se le insegnano l'un l'altro. Come dicevo prima, non sono due eserciti, sono delle persone che insieme, e quindi in questo sta la doppia valenza della terminologia ecomafia, che l'ho scritto, secondo me un po' alla volta bisogna aggiornarla o comunque comprenderla bene nei suoi meccanismi. Altrimenti, sulla questione del Mose, l'ha citato bene Ugo Dinello, la questione del Mose è un perfetto meccanismo corruttivo di dimensioni, cioè il più grande saccheggio della storia repubblicana,
è venuto qui con delle fortissimi link a Roma, un sistema corruttivo a norma di legge, è stata una legge che ha affidato al Consorzio di Venezia Nuova progettazione, ideazione, studi, costruzione del Mose, eccetera, eccetera, e la mafia non c'è. Cioè, leggiamoci tutti gli interrogatori, l'ordinanza, studiamocelo per bene, non si trova un mafioso. Non si trova un mafioso. E un investigatore mi ha detto, scherzando, mi ha offerto un'immagine molto bella, ha detto, ma sai, il sistema Mose funzionava da Dio ed era perfetto, non c'entrava più neanche un'asciuga, cioè nessuno poteva entrare dentro e pretendere qualcosa, perché era oliato alla perfezione. Chi c'era mangiava, era d'accordo e funzionava, e ha funzionato per diversi anni. Io mi aspetterei da voi la risposta a due domande, perché siete bravi giornalisti, sono ancora più non siamo. Quegli imprenditori che sono stati prescritti e che hanno pagato zero, adesso che cosa fanno? Io ci scommetterei che sono imprenditori del comune, che fanno ancora gli imprenditori in giro. E questa è una. Beh, scusa, riferito Alla CNC. Aspide. No, la CNC. O a quell'altro, sì, Sì. quello che è. CNC. Ok. Allora dico, E questo è li abbiamo denunciati adesso cosa sono, magari anche per... La seconda cosa, appena toccato il discorso del Mose, io mi sono sempre chiesto, proprio se era come gli Acciuga, non c'entrava più niente, ma questa riga che è stata al governo tanto quanto gli altri, in particolare anche questo Zaia, che ce l'abbiamo, possibile che lì non li mai pescati quando sono più intelligenti, più furbi degli altri, oppure hanno altri canali di altro. Questo per quanto riguarda una collocazione politica. Da ultimo volevo dire che meno di un mese fa sono andato a sentire un giornalista della Repubblica palermitano, siciliano anzi, che parlava appunto Attilio Bolzoni. Attilio Bolzoni. può essere, sì, non lo ricordo il nome, e lui diceva che è stato molto impressionato perché si è passati in Sicilia da la mafia non esiste, era tipico, non ha mafia sopra, eccetera, a la mafia fa schifo, e lo dicono i mafiosi per primi. Allora qua per arrivare nel Veneto, io quando sento tutto questo discorso del suolo si consuma il suolo zero, lo dicono anche loro, cioè quelli che finora tutto hanno fatto tranne che suolo zero. Allora l'altra domanda che mi faccio è questa: se siamo stati in qualche maniera vaccinati in particolar modo dal Mose, con le vicende importanti come quella della Pedemontana, riusciamo a prevenire qualche mostro ancora? Non dico tanto il percorso, ma perlomeno sotto la strada non ci sia ancora residui, fanghi, eccetera, queste cose qua, per esempio. Questo lo dico da voi come giornalisti, come inchiesta, se riuscite a farlo, perché venire dopo, quando arriva la magistratura, è sempre tardi, non sappiamo. Beh, partiamo dal Mose, vuole. Come? Partiamo da prima, il Mose. Sì, come vuoi. Lei voti chi vuole. No, però le devo fare un attimo un quadro, perché Gianni giustamente ha detto, non si sente? Mi scusi? Mi scusi. Gianni giustamente ha detto, nel Mose non c'erano mafiosi. E te credo. Perché? Lei deve sapere che il Mose generava anche una quantità enorme di rifiuti industriali. E chi ha gestito per tutta la regione la gestione, scusate, gestito la gestione molto brutta, gestito la gestione dei rifiuti in Veneto per un decennio ha fatto l'ingegner Fabio Fior, che Fior non è di Palermo come cognome, giusto? È nato a Noale, si è laureato a Catania, sono fatti suoi, con l'inchiostro ancora bello che colava sulla laurea, è arrivato a Venezia, è stato assunto in regione
dopo 6 mesi è diventato direttore responsabile della gestione dei rifiuti. Allora, io mi ricordo Legambiente quando diceva ragazzi, cade il bue è una cosa incredibile, non c'è nulla di più pericoloso di una discarica mal gestita. E come avveniva la gestione delle discariche nel Veneto? L'ingegner Fabio Fior era vicepresidente della Commissione per l'impatto ambientale. Il vicepresidente è il tecnico, il presidente è un politico, quel che dice che ora si finisce? Se magna qua o no, ti firma. Bene, allora il vicepresidente, il tecnico, gli prepara i documenti a firmare, si firma. Una particolarità molto simpatica. L'ingegner Fabio Fior aveva una sua società che progettava discariche. Quindi l'ingegner Fabio Fior presentava il progetto di una discarica, cambiava giacca, arrivava in commissione, l'approvava. Per fortuna, per legge deve esserci un terzo responsabile, un revisore, una società terza, che deve dire all'ente gestore, alla regione, all'ente amministrativo, come viene governata quella discarica. Andiamo nella discarica di Cade il Bue, incarico la società del signore, salve, di controllare, il signore mi fa una relazione tecnica e mi dice oh, sei un disastro, oppure tutto perfetto, e io agisco in base a quello che mi dice il terzo controllore. Di chi era l'80% delle società terze controllori della provincia di Padova? Bravi, come tu? Il 60% di quelli di Treviso? Il 60-80% di quelli di Rovigo? E il 100% di quelli di Venezia? E il 70-80% di quelli di Verona? Di società collegate all'Eros dell'ingegner Fabio Fiore. Quindi, cosa volete da me? Cioè, dove eravate? Allora, capisci? Erano tutti là. Tutti sapevano chi era Fabio Fiore. Poi, quando è scoppiato il caso Mose, Fabio Fiore è stato fatto fuori, ma durante la grande crisi di Napoli è stato Galan presentato a Berlusconi dicendo oh, ti vuole un genio per risolvere la cosa? Arriva qua, il generale Fabio Fiore. Fabio Fior era anche consulente del Tribunale di Venezia, del Tribunale di Padova, del Tribunale di Bologna e del Ministero dell'Ambiente dell'Albania, mandato al governo Berlusconi, per... Ok? Ma, cominciamo, sparemo. Chi ha fatto la crisi di Napoli? Cioè, chi è che dal 2005 al 2010 gestiva la raccolta dei rifiuti a Napoli, da cui è nato tutto quel casino? Un napoletano? Cioè, la gestione dei rifiuti è una cosa della camorra, cioè, è sua, è inutile, no? La gestiva una società di un signore di Marghera, Stefano Gavioli, il padrone del Molo di Venezia. Stefano Gavioli è andato lì, ha detto ragazzi, che pensate? Ha fatto un po' di casino, perché poi è nato il Degheio. Quando Stefano Gavioli è stato arrestato perché? Lui è andato dal comune di Napoli e ha detto vuoi far finire tutto questo casino? Mi paghi una bella somma. E vedrai che casino finisce. Ma qua vicino, Pianiga, sapete dov'è Pianiga? Ok, no. È nato il genio della gestione dei rifiuti, il genio assoluto, il signor Rossano Fortunato Rossato. Rossato, che non sa veramente parlare, cioè ti dici cosa, è stato un genio. Faceva i corsi
sulla gestione ambientale per la regione Veneto e intanto accumulava qualche pendenza giudiziaria proprio per la mala gestione dei rifiuti e alla fine con un signore che è nato a Mirano, quindi un altro dei nostri, che si chiama Angelo Mandato, Sesa. Sapete cos'è la Sesa Este? La più grande società del nord di raccolta e trattamento dei rifiuti pubblica. Ha fatto la Sesa, gli altri tenevamo il 49%, Angelo sta buono, il 50% che avevamo al comune d'Este. Benissimo, non solo. Ma qualche anno dopo hanno fatto l'Airone Sud Servizi Ambientali. E dove l'hanno fatta? In Calabria. Adesso andare dall''ndrangheta a fare gestione, cioè. Allora provateci, domani andate a Catanzaro di te. Scusi, faccio io la gestione dei rifiuti, poi guardiamo quanto tempo restate ancora vivi, respirate e me lo sapete dire. Loro hanno fatto con la famiglia Alampi una tra le più grandi discariche che gli ha passato proprio Gavioli, la discarica di Affi, dove dei geni hanno fatto una discarica con termine con un fiume, proprio un colpo di quelli. E in questa discarica buttavano di tutto, tanto che quando i carabinieri del Rosso sono andati hanno notato che la discarica, per andare in funzione, faceva sì che il fiume Affi, adesso immaginatevi un fiume, la portata del fiume aumentava di 5 cm, cioè l'acqua si alzava di 5 cm. Andate a fare il bagno poi, perché il fiume arriverà da qualche parte. Quindi vedete, ancora una volta, per dirci, i geni della lampada sono nostri. Quali sono? Com'è la gestione dei rifiuti nel Veneto? Lo chiede all'ingegnere Flavio Fioro. Cioè, Legambiente è stata 10, 20 anni, 15 anni, quanto siete stati a dire che era un disastro? Riportato sui giornali, qualcuno ha reagito. Vedete, la bravura anche di noi veneti è questa. Una volta hanno arrestato un mafioso di una grossa famiglia trapanese a Chioggia e quella volta ho fatto una paginata sull'arresto del mafioso. Quello stesso giorno il presidente della regione è andato a inaugurare un nuovo macchinario per l'ospedale e si è incazzato come una biscia perché il giorno dopo c'era una pagina sull'arresto dei mafiosi e che cosa volevano fare, comprare un sacco di zone perché loro dicevano il traffico passeggeri arriverà anche a Chioggia. E un pezzettino sul nuovo macchinario. Allora ha detto, questi sono articoli mafiosi fatti da giornalisti mafiosi. Qualcuno in Consiglio regionale ha reagito? No. Quindi siamo veramente molto gombosi come... Spero di aver risposto, Dunque la Lega era una delle acciughe che non ci stava perché l'impianto è stato costruito prima, insomma. Aveva il verde la Lega, aveva l'agricoltura la Lega. Aveva l'agricoltura, aveva l'ambiente. Il prosecco. Quindi diciamo che dentro questa grande cosa la Lega non ci stava. Possiamo, allora, al di là di altre questioni che però non sono comprovate, che non vado a cimentarmi in ipotesi, invece la questione ovvia è che insomma, vicepresidente della regione con Galan presidente, non so, non vedi, non parli, non senti, perché anche poi il problema adesso al di là di questo, di cosa faceva Zaia, di cosa non faceva Zaia, il problema vero secondo me, insomma, il problema più è che cosa ci è rimasto rispetto al saccheggio del Mose, cioè che consapevolezza e che tipo di analisi siamo riusciti a mettere in campo per comprendere che cosa è stato e quindi che cosa non dovrebbe essere. Perché la questione probabilmente è che purtroppo è passata una lettura di quella vicenda molto riduttiva. Cioè da una parte la famosa questione delle mele marce,
che non sta in piedi, perché voglio dire, abbiamo un sistema complesso che avvolgeva gli organi di controllo dalla Guardia di Finanza, al Magistrato alle Acque, a quant'altro, arrivava fino al governo, e qui a Venezia e nella Regione Veneto, insomma, era dei tentacoli molto molto diffusi, di cui tutti sapevano tutto, e tra l'altro una combattiva minoranza denunciava fin dall'inizio, perché non avesse parlato nessuno avesse detto niente, uno poteva dire beh vabbè, era una dittatura, oppure non si sapeva niente. Invece voglio dire, c'erano minoranze battagliere che hanno detto e descritto il funzionamento prima dell'azione della magistratura, quindi le cose si sapevano. Anche secondo me, che se ne dica, un discreto, buon comportamento degli organi di informazione di questa regione. Pagato carissimo. Però insomma, secondo me non è stata fatta non lo rifarei mai più. Però non è stata fatta una brutta figura da parte questa è una cosa che non si dice mai, però insomma si parla sempre male dei giornalisti e dei giornali, però secondo me non se l'è cavata male. Però questo vuole anche dire che non conta un tubo, insomma, puoi anche scrivere quello che vuoi. La questione è che poi alla fine emerge la mela marcia e la lettura che ha propagandato Carlo Nordio, magistrato, è la teoria delle 100 porte da aprire, cioè ci sono troppi impedimenti burocratici, ci sono troppe autorizzazioni da chiedere, ci sono troppe pratiche da fare. Se tu devi aprire 100 porte, dopo la 99esima devi ungere i meccanismi per aprirla, e quindi sfoltiamo la burocrazia, sfoltiamo le regole, sfoltiamo le autorizzazioni, rendiamo tutto, basta con i lacci e lacciuoli, rendiamo più libera l'impresa, e quindi l'impresa non commetterà reati, non avrà più bisogno di corrompere. Secondo me questo tipo di lettura, in particolare rispetto al MOSE, è completamente fuori scala, fuori da ogni dove, perché non avevamo Mazzacurati che faceva la fila all'Agenzia delle Entrate, all'assessorato all'ambiente per chiedere l'autorizzazione. Mazzacurati alzava il telefono, parlava con Galan, lo faceva arrivare, fatta e finita, cioè non aveva un problema di autorizzazione. Calcolate che per il MOSE non è mai stata fatta una gara d'appalto. Il consorzio di Verità Nuova era stazione appaltante a un certo punto addirittura. Cioè, è stato detto, chi sono i migliori? Questi qua. Chi l'ha deciso? Io. Grazie, scusa. Presentatemi un progetto. Qual è il progetto migliore? Questo. Quanto costa? 10. 2 anni dopo costava 1500. Quello che in qualche modo invece sarebbe bene riprendere è che, quello che abbiamo anche tentato di analizzare, è che sostanzialmente la corruzione cos'è? È il terreno predestinato di un certo tipo di fare impresa e di fare politica, cioè è il luogo dove non possono che incontrarsi imprenditori e politici che concepiscono il loro fare, la loro missione, la loro modalità in questo modo. Cioè la politica che si sente legittimata solo nel momento in cui ha un'interlocuzione con l'impresa e ha suoi imprenditori di riferimento, e l'impresa che ha nel politico la scorciatoia per tutta una serie di... E questo conduce alla corruzione. Quindi è una questione prettamente culturale, non procedurale, non di autorizzazioni, cioè anche di trasparenza, anche tutto quello che è Cantone, per carità, tutto quello che è possibile fare, ma alla radice c'è una questione culturale e politica di come si fa impresa, di come si fa politica in questo paese. Per esempio io non sono d'accordo con lui. Scusa Gianni. Se ci fosse una bella legge, cioè togliamo l'antimanette facili e diciamo che chi viene beccato si becca 15 anni, vedrà che non per l'inasprimento delle pene, cerchi di capirmi, non guardo solo a questo, guardo a una semplificazione delle pene, perché adesso purtroppo, voi lo sapete bene, parlavamo prima, giusto? Dopo la legge antimanette facili, una questione di logicità del diritto, non è possibile che chi
porta un bilancio fasullo, quindi truffa milioni di risparmiatori, non venga arrestato e il ladruncolo che ruba la medaglietta a casa sua venga arrestato. Questo è il motivo per cui in Italia, scusatemi, faccio un po' chiacchiera da bar, ma non si arresta più nessuno. Nessuno paga più niente. Lei mi trovi un corrotto che abbia pagato fino in fondo. Ma quando? Quindi lei vede che la prima cosa da scardinare è questo sistema di impunità. Poi la corruzione c'è in tutto il mondo, ci sarà sempre, fisiologica per una parte, ma se io comincio a colpirla in maniera seria, passa anche la voglia. E se lei prova a evadere nella patria delle libertà, come l'hai chiamata, negli Stati Uniti, provi a evadere le tasse, poi sua moglie chiederà il divorzio perché non esce più. Quindi lei vede che, cioè, cos'è alla base? È una coscienza culturale e politica. O io veramente smetto di votare alcune persone, oppure la cosa non può cambiare. Scusami Gianni, spero non averti interrotto, ma... No, figurati, non siamo d'accordo, nel senso che penso che che il dispositivo penale secondo me non risolve, non risolve, però... Puoi anche ragazzi, promettere 20 anni di galera. Però, non è per quello che però non fa. fammi vedere che va 20 anni in galera, scusami Gianni. Ma è una soddisfazione tua. Non è una soddisfazione mia, è anche un deterrente, Gianni. Ma sì, già, ma stiamo scherzando. Guardate, Non è mai stato. guarda, secondo me lo sarà, ma c'è anche un problema. Parlavamo prima di evasione fiscale. Ma allora, vi ricordate tutte le rapine in villa? Perché secondo voi, se io so che Gianni, che è un noto imprenditore di successo, lo vedete, no? Vestito in smoking, è un noto imprenditore di successo, dichiara come un bidello novantista, bidello precario, io il paese non so che lui sta evadendo, un po' di impresa che ha e di macchine che ha. Allora, se Gianni è il villone e dichiara come un bidello a progetto, io so che evade, ma lo sanno anche i cattivi. Quindi vedete che le cassaforti possono essere aperte se io ti minaccio. La più grande crimine genera crimine. La più grande signora della cocaina e dell'eroina è la 'ndrangheta. E secondo voi chi è che decide le zone di spaccio, a chi affidarle, a questi 4 che vediamo qua fuori? Chi lo decide? Sono loro il problema che vanno là, ui bello, vuoi? O la 'ndrangheta che ha appena importato 1 tonnellata? Perché l'altro problema è questo, che siamo stati veramente un mercato pazzesco, ma sin dai tempi di Maniero. Quanto che Maniero, scusatemi signore, è un figlio di puttana della prima ora. Maniero ha ammazzato migliaia di ragazzi. Maniero si sono dovute riunire mafia e camorra e mafia turca per alcuni mesi per potergli dare le tonnellate di eroina all'epoca che lui doveva smerciare in Veneto. Oh. Quindi il problema non saranno certamente il bello, ma sarà chi quelle tonnellate di eroina e di cocaina le dà e crea il mercato. La stessa cosa vale per l'evasione. Non possiamo pensare di generare crimine e di non avere crimine. Questo è folle. È assurdo. Scusami Gianni, fra un po' mi tiri una coltellata, ma Gianni sta per attaccare il raffreddore da chilo che ha. Rispetto al tema delle sanzioni,
so se c'era qualche domanda già proviamo prevista, a vedere. se magari c'è altrimenti in mente un'impressione su un tema. No, ma scusate, quelli usciti di galera adesso sono tornati a fare gli imprenditori? Sì, giusto, ha ragione, sì, sono nello stesso ramo. Non solo, anche Rossano Fortunato, poveraccio, adesso proprio sta male, ma lui è stato arrestato nel 2015, l'ultima volta. Sì, 2007 nel 2000. Nel 2007 e poi nel 2015 l'ultima volta. Sì. Allora lui è stato arrestato il 15 luglio del 2015, mi rivolgo a lui perché ha un computer, lui sa tutto. Lui è stato arrestato il 15 luglio del 2015. Il 7 luglio del 2015, una settimana prima che fosse arrestato, Veritas e la Regione Veneto gli hanno fatto 2 appalti, entrambi per 39.999 euro, perché a 40.000 c'è la soglia dell'appalto europeo. Bello, Quindi questi sono Stefano Gavioli. Stefano Gavioli ha ancora tutte le sue società e sa dove ha lo studio Stefano Gavioli, se ne interessa, in via Pepe 12 a Mestre, che è, se conoscete Mestre, Piazza Barche. Più avanti c'è via Pepe, una viuzza, e c'è una di quei bruttissimi cose di architettura locale che hanno costruito una roba di cemento che non si può vedere, ma c'è un bel corridoio dentro e ci sono 3 belli uffici. Uno è di Stefano Gavioli, il genio dei rifiuti a Napoli e del Moro di Venezia. Uno è della signora Minutillo, la segretaria particolare di Galan, e l'altro è del sodale di Gianni Barone, che è il rappresentante dell''ndrangheta per quanto riguarda la Lombardia e il veronese, anche padovano, per quanto riguarda l'edilizia. Sono uno di fronte all'altro. Non ho detto niente, non sto accusando nessuno di niente. È veramente, statisticamente, una cosa notevole che nello stesso corridoio si aprono 3 uffici. Questo è quanto stanno facendo gli attori di allora. Rispetto sia alle biografie, ad esempio Loris Candian, che è un altro personaggio importante dell'imprenditore nel campo dei rifiuti, lui ha fatto moltissimi, cioè sostanzialmente c'è 3 pagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie che descrive quello che ha fatto nella sua vita. Lui insomma sostanzialmente ha aperto questo stabilimento di trattamento dei rifiuti, l'aveva aperto prima suo padre, trattava affari vecchi, ha iniziato dal niente a Fossò e ha costruito un impero, insomma ha fatto un sacco di soldi. Lui sistematicamente trattava i rifiuti o con la miscelazione di rifiuti tossico-nocivi e rifiuti inerti, in modo che non si capisse più la provenienza e poi potessero essere gestiti in maniera più leggera, o di fatto il girobolla, quindi cambiare l'identità dei rifiuti. Questa è una pratica che faceva in maniera sistematica. In più c'è stata un'inchiesta molto famosa per cui lui ha ritirato insieme a Rossato Fortunato le traversine ferroviarie in legno delle ferrovie dello Stato, che sono piene di un veleno, e fingevano di trattarle e in realtà le rivendevano tal quali se erano in buone condizioni, oppure facevano una miscela, ne facevano del trucciolato per i mobili, ed erano impregnate di questo veleno. Quindi controllate stasera, andate a guardare il letto se si è fatto il trucciolato. Questo è stato un affare gigantesco che hanno condotto anche in collaborazione con gli Alampi giù in Calabria. E ecco, allora, per tutta questa serie di cose, tra prescrizioni, diciamo così, sguardi benevoli da parte della provincia di Venezia ai primi anni, lui si è sempre cavato. A un certo punto ha venduto l'impresa e ha reinvestito i suoi ingentissimi guadagni in varie attività di vario tipo, noleggio di auto di lusso, eccetera, eccetera. Lui ha
formalmente risiede con un appartamento di lusso sulle finestre che danno in Piazza della Frutta, qua in centro a Padova. Sì, proprio. Però in realtà lui vive ancora in una villa veneta 90, una villa splendida, molto grande, insieme con la moglie è intestataria di una ditta di trattamento dei rifiuti, quindi i vecchi amori non si scordano. Allora, qual è la questione che lo sta preoccupando? La questione che lo sta preoccupando non i procedimenti giudiziari, eccetera, eccetera, che sono sempre finiti praticamente in nulla, ma il sequestro per 10 milioni di euro dei suoi beni. Ed è una cosa che è in discussione adesso, la convalida di questo sequestro che è stata decisa dalla magistratura, perché questa è la cosa che lo sta veramente intaccando. Stiamo parlando appunto della Villa Veneta, dell'appartamento Piazza della Frutta, di fondi finanziari consistenti, di case in Sardegna, in montagna, eccetera, eccetera, insomma, di un patrimonio di un imprenditore che aveva un suo senso degli affari. E questa cosa del sequestro in effetti è una cosa che lo sta rodendo, per cui penso che questa forse è la strumentazione più efficace rispetto alla dimensione penale, insomma. Anche. No, infatti era una cosa per riallacciarsi a questo, perché a proposito degli strumenti, perché allora mi verrebbe da chiedere qual è la vostra opinione rispetto, proprio anche in considerazione degli esempi che avete portato, di uno strumento come per esempio quello della cosiddetta 231, che tra l'altro è uno strumento che viene fuori proprio nei casi di corruzione. In Italia nel 2001 è stata approvata una legge che in realtà è il risultato di una convenzione internazionale che è stata recepita e si chiama 231, la legge del 2001, che sostanzialmente è interessante perché è una specie di, adesso la banalizzo, quindi mi scuseranno i giuristi eventualmente presenti in sala, a me sembra un po' una metà strada tra la normativa e la responsabilità, perché la 231 dice che ci sono una serie di reati, per questi reati naturalmente la responsabilità penale è personale, quindi se commetti il reato è la persona che ne deve rispondere, la persona fisica, però se di questo reato ha beneficiato anche l'azienda di cui questa persona è dirigente, l'azienda può essere chiamata a risponderne in giudizio se ha avuto vantaggio. Come fa l'azienda a dimostrare di essere stata estranea all'eventuale azione illecita della persona? Deve dotarsi di uno strumento che si chiama modello 231, che dice, va bene, io per il mio settore vedo che questi qua sono i reati per i quali rischio la sanzione, il mio è un settore nei quali rischio di commettere questi reati, vado a dotarmi di una strumentazione che previene sistemi di controllo interno e quant'altro. La normativa, ma poi anche la giurisprudenza, perché questa normativa è rimasta un po' nel cassetto fino ad alcuni anni fa, adesso in particolare rispetto a casi di corruzione è cominciata ad emergere anche grazie a giudici che l'hanno applicata forse di più nel passato. Emerge appunto quello che non basta dotarsi del modello o lo strumentino normativo, ma anche applicarlo effettivamente. E il punto poi naturalmente sono le sanzioni, perché poi le sanzioni sono per lo più pecuniarie e quindi lì poi si ripropone la domanda quanto mi conviene rispetto alla sanzione, però ci sono anche rischi di sanzione più ampia che possono anche arrivare alla cancellazione dell'impresa. Allora il punto è capire se strumenti come questo o il rafforzamento di misure come per esempio l'amministrazione controllata, per esempio, che è un altro degli strumenti rafforzati poi da quando esiste l'autorità anticorruzione, se questa può essere una forma, come dire, di sanzione applicabile, o se possono essere questi gli strumenti, si dice responsabilità amministrativa. Il test lo vedremo col MOSE, perché c'è il procedimento sulla 231 per le imprese, e lì secondo me è veramente il procedimento che in qualche modo vedremo se funziona, perché il processo è iniziato da poco, quello rispetto alla responsabilità delle imprese, ed è molto interessante da seguire, sarà molto interessante da seguire, da capire come andrà, perché quello è un aspetto decisivo della capacità innovativa di questo tipo di normativa. Sempre per quanto riguarda la soggettività delle imprese, ad esempio, quando si è posto il problema di commissariare il Consorzio Venezia Nuova, un dilemma era: ma commissariamo il Consorzio Venezia Nuova, che è il cartello delle imprese, o commissariamo le imprese?
Cioè, se commissariamo il Consorzio Venezia Nuova e le imprese rimangono identiche a spartirsi il bottino e si entra in una dimensione di conflittualità che è quella che vediamo. Oppure commissariamo le imprese. Lì un grosso problema è stato, sì, commissariamo la Mantovani e l'Expo chi lo fa? Perché era quegli anni là. Quindi la decisione di spostare il fuoco sul Consorzio Venezia Nuova insomma è stato, diciamo così, secondo diversi investigatori che ho sentito eccetera eccetera, molto questo elemento qui insomma ha pesato nella decisione, perché l'Expo era una dimensione su cui sembrava che l'Italia si giocasse il suo destino, e quindi allora qui tocchiamo il nodo appunto del ruolo delle imprese in questo paese, anche del ruolo della loro responsabilità. Cito solo una cosetta a margine per capirci. Ci sono diverse strumentazioni che riguardano la responsabilità sociale dell'impresa, il rating dell'impresa rispetto alla legalità, eccetera, eccetera. Ad esempio, sulla questione del rating di illegalità, che è contrassegnato da alcune stelle rispetto ad una serie di impegni che l'impresa si prende. Allora, c'è un esempio che secondo me è interessante da andare a vedere. Se voi vi vedete l'ordinanza sul MOSE, vengono citate tutta una serie di imprese che poi non finiscono dentro l'inchiesta, cioè che non hanno delle responsabilità penali rispetto all'inchiesta, cioè non sono la Mantovani di Baita, eccetera, eccetera. Però sono tutte imprese a cui viene associato un politico, cioè si dice quella impresa lì aveva come riferimento quello lì e lavorava perché, cioè quello che si è illuminata era un tipo di sistema di connivenza. Allora, una delle ditte che viene nominata, che non è indagata, che non è né per nulla, anzi figuriamoci condannata, eccetera, eccetera, ha un rating elevato e fa della promozione della legalità un suo tratto distintivo, cioè nella sua comunicazione, la questione della legalità è una sua, diciamolo subito, la Carron trevigiana che lavora molto qui a Padova, eccetera, eccetera. Non ha fatto mica niente di male. Quello che si legge nell'ordinanza dell'inchiesta lavora perché è collegata all'assessore Chisso. È un reato, non è un reato, eccetera, eccetera. Io dico che qui stiamo di fronte a un modo di fare impresa che soprattutto per quanto riguarda gli appalti e i lavori pubblici è questo, cioè che investi nelle relazioni probabilmente più che nella qualità di quello che fai. Allora investire nelle relazioni a lungo andare secondo me ti conduce a relazionarti con tante persone e fino a quando? E fino a quanto? E pagando quanto? E questo è uno dei nodi, perché lì appunto lei le sterette del rating se le ha prese, però se non leggiamo l'ordinanza non sappiamo quali sono le dinamiche che ha messo in moto. Diciamo magari brevemente cos'è il rating di legalità, perché magari può essere che qualcuno lo strumento del rating di legalità non sia noto, magari sono una serie di impegni che l'impresa si prende per quanto riguarda e che sottoscrive e che si impegna anche a far revisionare ed è contrassegnata da 1, 2, 3 stelle aumentando il tipo di impegni. Diciamo che almeno per quanto riguarda le prime 2 stelle sono sostanzialmente l'osservanza della legge, né più né meno. La terza stella è qualcosa di più rispetto all'impegno sociale. Cioè io non sto ridicolizzando i tentativi dell'impresa di in toto di presentarsi alla società in maniera diversa e anche di provare a gestire delle strategie diverse da quelle che sono state, però dico soltanto che bisogna, come dire, andare lì con la matita fine per andare a capire che cosa sta succedendo, non con il pennarello grosso e dire abbiamo magari 3 stelle quindi siamo a posto. Perché la questione non è solo l'osservanza della legge, ma le strategie, le pratiche, le relazioni che stai mettendo in moto, e quindi la questione non è solo la sanzione normativa, giuridica, ma è proprio questione culturale di cosa vuol dire fare impresa in questo territorio. Sì, volevo chiedere, stiamo vedendo alcuni strumenti, credo, normativi, conoscitivi, eccetera, che possono essere interessanti, anche abbiamo visto questo circolo virtuoso, cosa ci ha portato, e adesso credo che negli ultimi minuti che ci rimangono sia interessante appunto vedere come si potrebbe uscire da questo circolo virtuoso, anche se secondo me ormai di mafia, cioè da questo sistema che si è creato di virtuoso vizioso, anche se credo che ormai neanche si possa più parlare di mafia, perché la mafia non aveva un legame col territorio, adesso sono personaggi che stanno rovinando il territorio, oltre la mafia difendeva un po' il territorio dove viveva, adesso sì, cioè comunque
i brigantaggi, i sistemi lo difendevano leggermente, adesso invece lo sta inquinando anche loro stessi. Ma guardi, vedendo poi come è andata economicamente la Sicilia e il sud Italia in genere, non direi che proprio abbiano difeso. C'era un po' questa idea, adesso proprio sta mi sa che questa idea forse l'ha messa in giro qualcuno. Volevo chiedere più che altro a livello socioculturale cosa si potrebbe cambiare, cioè per riuscire a uscire, perché anche lei ha detto che smettete di votare piuttosto che, cioè a livello socioculturale e educativo cosa si potrebbe fare per riuscire a cambiare il sistema che si è creato. Infatti, aggiungo anche io sullo stesso tema. Ovviamente abbiamo postato con Osteria Volante sul nostro Facebook un video del cantiere della Pedemontana che pare stiano costruendo la nuova autostrada, peraltro è inutile, però questo è un altro che ci porta lontano, comunque un'opera da 1 miliardo e quindi fa gola a tanti. Per farla breve, un consigliere comunale, quindi un basso livello della politica, va, filma in diretta e ci fa vedere che il basamento della costruenda autostrada è sui rifiuti, dell'eco base. E si sapeva. Sì, è alla luce del sole, quindi ho filmato che chiunque di voi può andare sulla pagina Osteria Volante Facebook e vedere, abbiamo postato oggi il video. Ora, cosa possiamo fare noi cittadini? Cosa gli anticorpi, come possiamo evitare che alla luce del sole fra un po' faranno quell'autostrada inutile e soprattutto per sempre ci sono dei rifiuti. Non ci guardate. Ha fatto una battaglia. Vediamo se ci sono altre domande. Sempre su questo tema, prima ancora cosa possiamo fare noi, che strumenti abbiamo per aprire gli occhi sul nostro territorio e leggere queste situazioni e capire cosa sta succedendo e se ci sono nella zona in cui vivo io, per esempio, che è rurale, quindi probabilmente è vicino alla Sesa, tra l'altro. Il digestato, sa cos'è? Il digestato, sa cos'è? Quello che fa quell'odore. Era un rifiuto tossico nocivo fino a poco tempo fa. Ora lo buttano nei campi. Vai, Pedemontana. Visto che sei suonato prima a Campo San Piero, io vivo vicino a quella zona e volevo sapere se magari si poteva dare, senza entrare nel merito, una bandiera verde, gialla o rossa, ad esempio ad Etera che gestisce i rifiuti, che non conosco molto bene. Tipo un rating. TripAdvisor proprio. Sì. Poi lei ci va nei ristoranti che vede, ci va, sì. Si fida. Non sempre. Bene. Ma insomma, secondo me, vedendo la storia di questi ultimi 20 anni in Veneto, come dire, i presidi di legalità che io ho visto come nel lavoro di giornalista, eccetera, sono stati comitati dei cittadini. Cioè, sono stati comitati dei cittadini che, partendo dall'opposizione di un'opera, di un impianto più o meno fondata, più o meno ragionevole, eccetera, eccetera, accusati di nimbi, di egoismo territoriale, eccetera, eccetera. Vabbè, ok, i mostri, però sono quelli che hanno impostato un lavoro di documentazione e di controinformazione su quello che stava avvenendo, che non è stato praticamente preso in considerazione, però insomma hanno prodotto conoscenza e hanno prodotto una contronarrazione di cui abbiamo molto bisogno adesso, che la narrazione delle grandi opere, dello sviluppo, del futuro è parecchio, come dire, sì, perché ormai è andata, ma insomma suona molto falsa, insomma, voglio dire, rispetto agli anni in cui ci hanno raccontato che avevamo assolutamente bisogno della TAV, che avevamo assolutamente bisogno della Pedemontana, adesso abbiamo tutta una serie di evidenze che riguardano autostrade deserte, costi per il pubblico insostenibili che ripagano
l'investimento del privato, eccetera, eccetera, di dispositivi come il project financing che si sono rivelati appunto dei trasferimenti di risorse dal pubblico a pochi privati, a tutta una serie di cose, per cui, e queste cose qua venivano scritte, dette, documentate. Adesso noi ne abbiamo ancora di più bisogno perché appunto quella narrazione lì si è inceppata. Allora, capire di che cosa avremo bisogno. Allora, di cosa sto parlando? Sto parlando di politica sostanzialmente, cioè di decisioni e di capire, ad esempio, che dietro la decisione di fare molte strade in questa regione c'è il tema di viabilistico, di arrivare nei posti, di scorrere, di camminare, ma in realtà dietro questa decisione ci sono probabilmente due questioni. Una è la valorizzazione delle aree attraversate, per cui speculazione immobiliare, e dove arriva un'autostrada, un casello, il valore dei terreni si moltiplica, e andare a vedere chi sono i proprietari di quei terreni e chi ne giova di questo tipo di operazioni. Due, la questione, si diceva che costruendo le strade nei sottofondi cosa si mette. Ecco, allora sono tutti tipi di motivazioni dinamiche che non vengono citate nei documenti propositivi di un'opera, ma che in realtà ne sono pilastri integranti. Allora, questi sono tutti saperi fondamentali per smascherare i meccanismi. Ho l'impressione che i meccanismi siano stati ampiamente smascherati e che il tipo di futuro, di progettualità, eccetera, eccetera, che ci viene proposta è sempre più claudicante, è sempre meno spiegabile, sempre meno motivabile, e questo ci conduce a una sorta di, come dire, che le cose non sono motivate ma vengono imposte per motivi imprescindibili, per motivi ideologici, eccetera, eccetera. Ma dentro questa dimensione qui che cosa c'è? C'è il conflitto. Non si può che passare dal conflitto. In Italia è stato mostrizzato il conflitto, ci vuole, ci vuole una comunanza di interessi, abbiamo un destino comune, non bisogna esacerbare i toni, eccetera, eccetera. Ma la dimensione è che nel momento in cui c'è un conflitto le cose vengono illuminate, nel contraddittorio delle parti, nel fatto che ognuno pone il suo punto di vista. E secondo me non abbiamo di fronte altro, cioè con gli strumenti diversificati che vanno dagli strumenti giuridici, di denuncia, eccetera, eccetera, la mobilitazione a quant'altro, il fatto della difficoltà del centro commerciale di Due Carrare, qualcosa ci potrà dire insomma rispetto a questo, ma non sono stati buoni sentimenti a convincere l'amministrazione, l'imprenditore a non fare il centro commerciale, è stata una mobilitazione dei cittadini che ha espresso tutta una serie di strumenti, insomma, se non torna questo abbiamo poco da fare, insomma. Io sono Gianni Belloni, la butto più in barca. Prende il microfono, scusate, la cambierò. Io abito in un'isola, il Lido, cerco di rispondere anche a lei. E a un certo punto hanno nominato un commissario per costruire il Palazzo del Cinema nel 150° dell'Unità d'Italia. Scusi, ma perché il commissario? Perché così andiamo a progetto, semplifichiamo tutto. Ma il commissario per cosa? Per il 150° dell'Unità d'Italia. Il commissario lo faccio se arriva una pestilenza, in caso di guerra, un terremoto, inondazione, per il 150° dell'Unità d'Italia. Cioè bastava avere un buon calendario di quelli a pochi soldi e ti dicevano ma quest'anno tra le altre cose c'è il 150 anni. Bene, viva! Quindi voi vedete che il conflitto è stato distruttivo. Perché? E allora cerco di venire anche a quello che mi chiedeva lei. E cosa si può fare? Cosa si può fare? Guarda, io so fare giornalista e ho scritto un libro. Perché? Perché non voglio che i miei figli un giorno, quando ci sarà l'occupazione di qualsiasi parte economica e quindi sociale, mi dicano scusa bello, e tu dov'eri? Lei cosa sa fare? È geometra? È architetto?
è una persona impegnata nel suo paese? Ad esempio potrebbe cominciare a studiare anche quello che ha detto Gianni. Guardiamo cosa succede ai territori intorno, si viene fatta una strada, cosa succede? Chi è là? Stia attenta signorina, perché ci sono anche dei capannoni, voi sapete, andrete in giro per il Veneto, quei capannoni orribili che hanno distrutto, guardate che veramente l'ambiente è anche vedere. Ci sono i nostri territori che sono stati massacrati da quei capannoni, fatti ovunque, sono tutti vuoti. Se voi doveste nascondere dei fusti di rifiuti tossici, dove li mettereste? Là. Attenzione, un sindaco, oltre che essere sindaco, è anche la prima autorità sanitaria del paese, del comune, e ha diritto d'accesso con questa, non in quanto sindaco, ma in quanto prima autorità sanitaria del comune. In quel caso, se esercita quella funzione, ha diritto d'accesso a uno. Pensi, non sapevo. Ma ci sono anche altre cose che si possono fare, ad esempio fare dei gruppi che abbiano voglia, guarda che questa è la cosa più difficile, fare dei gruppi che abbiano voglia di capire cosa sta succedendo, dei gruppi che si informino bene sul singolo progetto che riguarda la comunità. Due Carrare è stato un esempio. No, questa è assolutamente la cosa più difficile, però vede che a Postumia, i contadinassi che hanno messo il dosso e si sono presi, hanno fatto un'entrata, hanno fatto chiudere la CINCI. Quindi vale sempre la pena di lottare, ce n'è bisogno estremo e c'è bisogno anche di trasmettere un bisogno di legalità, perché signora non c'è solo il problema, prima le accennavo del Gianni Bellone alla grande impresa dichiara meno di un co e quindi evade, lo sanno anche i cattivi. Allora c'è un caso che lo posso raccontare per grandi linee, avvenuto qua vicino nella bassa trevigiana, quasi confini con Padova, dove lui grande evasore, grande evasore, e lei che era la moglie, l'accompagnava a una bella serata di uno di questi club dove si trovano i ricchi, tornano a casa nella loro mega villona con la loro mega autona, e cosa si trovano? I 4 dell'Apocalisse, 4 albanesi che li hanno aspettati. Hanno preso lui e gli hanno detto: dov'è la cassaforte? Ma non lo so, pum! Dov'è la cassaforte? Ma no, pum! E questo piangeva e non parlava. Si sono girati e hanno visto lei. Gli hanno detto: dov'è la cassaforte? La moglie ha detto: guarda, la cassaforte è là. Ma non so la combinazione. Sono tornati da lui. Qual è la combinazione? Ah, no, pum! Qual è la combinazione? Pum! Sono tornati dalla moglie. La moglie la combinazione non la sapeva. L'hanno massacrata, signora. E questo stronzo è rimasto a guardare quelli che massacravano la moglie. Lui ha avuto 15 giorni di prognosi. Lei sa che le prognosi vanno oltre i 40. Lei ha avuto oltre i 40. L'hanno distrutta e lui non ha detto la combinazione. Alla fine tornano da lui, prendono l'attizzatoio del gabinetto, tornano da lui e gli dicono: qual è la combinazione? E questo bastardo gliel'ha detta. Adesso si immagini suo padre, vede sua madre massacrata da 4 banditi per 4 soldi di merda, signore. Mi scusi. Questo per farle capire che l'illegalità
non sta avvelenando solo il territorio con l'ecomafia, ma sta avvelenando anche la nostra anima. Suo padre non avrebbe mai permesso che sua madre venisse violata per 4 banconote. Stiamo impazzendo, signora. Questo è il modello che stiamo consegnando ai nostri figli. Capisce cosa voglio dire? Perché vale sempre la pena. Grazie, scusate. No, io sto bevendo rum. Grazie, ok. Grazie Alberto, grazie molto. Io sono qua che guardo. Abbiamo un po' d'acqua. Grazie. Etra. Ah, Etra. Ma Etra no, ha avuto un problema grosso nel 2011 riguardante più che altro dei problemi di finanziari e una denuncia da parte della Corte dei Conti. Una vicenda abbastanza importante di cui adesso ti confesso mi sfuggono i contorni, perché non è vero che sono un computer, ma sono ultimamente completamente confuso, però c'è stata una vicenda abbastanza importante. Se vuoi dopo la recupero, tant'è che fecero un convegno in quegli anni sulla legalità e noi non andammo perché c'era questa vicenda qui che non veniva chiarita. In generale le personalità che ci stanno, il Presidente del Consiglio d'amministrazione eccetera eccetera, sono personalità a mio avviso importanti, cioè che hanno tentato di fare. Il mondo dei rifiuti in questa regione non è un mondo per educande. Tra appunto evasione fiscale, pratiche ambientali spericolate eccetera eccetera, c'è veramente il Far West, anche perché è un mondo dove si guadagna tantissimo, dove circolano tantissimi soldi e dove manca tutto, e soprattutto l'aspetto più preoccupante rispetto invece a Etra è quello che riguarda i rifiuti industriali e i rifiuti speciali, quindi non quelli di competenza della gestione pubblica dei rifiuti solidi urbani. Quello siamo proprio nel vero Far West. Vede, Etra non è un caso speciale, cioè Etra non si sta allargando, non sta sgomitando come Etra non sta sgomitando come altre società che stanno cercando di aumentare la propria quota e smerciare il risultato dei loro trattamenti come prodotti biologici per l'agricoltura. Cioè siamo arrivati a questa follia, capisce? Per farle capire l'importanza della zona di Padova, comunque, se andiamo a Santa Giustina in Colle, c'era la TPA. Lei sa Franco Caccaro, sa tutto. Franco Caccaro è un signore che bravo ragazzino, fa il tecnico industriale, siccome porta i polli, gallina padovana, no? Porta i polli nei vari posti, ha sta marea di cassette da polli che nessuno vuole, e si inventa dei trituratori. È un'idea geniale, vende trituratori in tutto il mondo, quando a un certo punto vende l'anima al diavolo. Cioè fa fuori tutti i soci con un aumento di capitale pauroso dall'oggi al domani, vari milioni di euro, nessuno capisce cosa stia succedendo e no, rispondi perché Gianni sta aspettando un bambino, non lui, nonostante comunque devo ma la moglie infatti corri, perché siamo là manca qualche giorno. E la faccio abbastanza breve. Questa TPA a un certo punto, questo Franco Caccaro fa questo aumento di capitale, fa fuori tutti i vecchi soci, e chi è nuovo socio? Non si capisce. Alla fine la direzione distrettuale antimafia di Napoli arriva qua in Veneto e fa: oh, un pezzo forte sto Caccaro.
la direzione distrettuale di Venezia non sa neanche che ore sono, proprio dice no, è quello che sta andando a riscattare i beni sequestrati all'avvocato Cipriano Chianese. Venezia risponde: chi è l'avvocato Cipriano Chianese? È l'inventore delle terre dei fuochi, cioè quello a cui il clan Schiavone ha affidato i residui radioattivi di Caorso e della Germania, e questo si sta piazzando. Quello il cui il numero 2 Pesci falso allarme, cioè, si deve da fare però il signore, siamo qua quindi cosa sta facendo Franco Caccaro? Si sta riscattando tutti i beni dell'avvocato Cipriano Chianese. Allora la direzione distrettuale di Napoli gli dice: oh Venezia, ma non è che magari vi stanno facendo la terra dei fuochi sotto, perché Cipriano Chianese si muove solo per piazzare rifiuti tossici nocivi. Non è che magari a Santa Giustina in Colle, in mezzo ai gallieri padovani, stanno cacciando. Ah, mi lo sapevo, non credevo, adesso vado a vedere. Non se ne fa niente, nel senso, Venezia non sa prendere questa cosa e analizzarla. Allora, chi l'ha fatto? Il deficiente. Siamo stati 2 anni a guardare tutti i bilanci di questa malefica società e di tutte le società collegate. Perché secondo voi per un'operazione del genere poteva non esserci un politico? Allora siamo andati a vedere ogni bilancio, ogni assemblea, chi c'era, e alla fine viene fuori il politico. E scopriamo che Clodovaldo Ruffato, che era un signore portato in palmo di mano dalla Democrazia Cristiana, poi da Forza Italia, nel Padovano, è socio di Franco Caccaro, anzi non è socio a prima ora, lui subentra e resta quando Cipriano Chianese, Terre dei Fuochi, dà a Franco Caccaro i soldi per far fuori tutti i soci e riconvertire la società e fare che cosa non si sa, perché poi l'hanno messo dentro. Ma Clodovaldo Ruffato, che sia chiaro, ha la fedina penale pulitissima, non ha fatto altro che essere socio dell'ideatore del diavolo, dell'ideatore delle Terre dei Fuochi, che stava venendo a Santa Giustina in Colle. Quindi l'avete scappata per un pelo. Grazie. Ok, grazie all'antimafia di Napoli che ha svegliato qualcuno. Clodovaldo Ruffato alla fine ci siamo trovati che era ad ogni assemblea di una delle società in liquidazione, si chiamava società tal e tale in liquidazione. Questa non avrebbe continuato a nuocere se ogni volta Clodovaldo Ruffato non avesse votato certo, andiamo avanti. Allora vedete che vi dicevo prima, c'è stato un procuratore antimafia che ha portato avanti l'indagine su Aspide, Roberto Terzi. Se adesso voi chiedete a Roberto Terzi una cosa da fare per battere anche il diffondersi della mafia, delle mafie nel Veneto, è eliminare le aziende che sono morte e che vengono tenute in vita in liquidazione. Voi non avete idea di quante siano, sono migliaia. Cioè la Camera di Commercio non interviene mai per dire no, guarda, quell'azienda là mi spiace, ma la chiudiamo. Troviamo un elemento normativo per questo, benissimo. Ma sappiate anche che quelle aziende alimentano un mercato pazzesco, perché se è vero che c'è sì, hai ragione, scusatemi, se è vero che c'è il consigliere comunale che va a fare le riprese, il vero business della mafia sono gli appalti pubblici, cerchiamo di averlo sempre presente. Loro fanno tutto, ma il vaso della marmellata, quello a cui si fa, è l'appalto pubblico. Adesso, qua a Padova ci sarà la più grande stazione appaltante per i prossimi 20 anni, l'ospedale, è tutto.
il corollario, strade. Buona fortuna, state molto attenti, ma anche il piccolo comune, non cito più la sua Campo San Piero, ne cito un altro, che non esiste, il Lido di Venezia, non è un comune. Se il Lido di Venezia fosse un comune, basta poco per fare eleggere un consigliere comunale. Se questo consigliere comunale diventa un consigliere delegato, dà il voto alla maggioranza, si occupa di un appalto, è molto facile fare un appalto cucito. Lei ha una bellissima camicia, io le cucio un appalto perfettamente come una giacca, lo posso fare, guardi, vincerà lei, glielo assicuro. Quindi voi capite che l'importanza di quello che dicevamo prima, di controllare nel territorio cosa sta succedendo, di segnalarlo, di capire, è fondamentale. Dovete farlo. Lei saprà fare qualcosa. Io saprò fare questo, ho fatto questo. Gianni Belloni sa fare altre cose, ha fatto dei libri pazzeschi in cui ci sono tutte le analisi. Banca Etica fa il suo lavoro. Chiunque può fare qualcosa, credetemi, veramente, è questione di metterci passione, impegno e di farsi il culo. Detta proprio in maniera forbita. Ma lo è. Sì, ho capito. Scusate. Abbiamo a malincuore. No, grazie. È stato veramente interessante, io sarei stata per ore a ascoltarlo, veramente, a dirla tutta, peccato. No, anzi. Grazie ancora. Grazie anche a voi, e con questa serata si conclude il festival dedicato alle mafie, però seguiteci ancora, diciamo, nella nostra pagina per le ulteriori iniziative che promuoveremo, e se vi è piaciuto il festival, se vi è piaciuta questa serata, lasciateci una piccola offerta per permetterci di portare avanti le nostre iniziative. E un applauso ancora ai nostri relatori che sono stati veramente